Ci siamo? Sì. Ciao a tutti, Virus101 vi dà il bentornati sul canale, bentornati a voi, bentornato a me. Eccoci qui di nuovo su una nuova puntata di Elite Dangerous Horizon Beyond Odyssey. Chiameremo Odyssey. Lasciamo perdere gli altri nomi precedenti. E stasera ero qui, ho detto ma sì dai, visto che devo fare due o tre robe, lancio anche la diretta, sono riuscito ad accrocchiare un po' tutto, infatti è un po' più tardi del solito, ma vabbè, ho detto dai, visto che ci sono volevo provare due o tre cose, stavo entrando in game e quindi, oh yeah, sotto a fare. E quindi niente, così. Come da titolo Power Regulators, questa sera siamo a caccia di questi famigeratissimi materiali. Perché? Dopo un po' di farming, come l'abbiamo visto nelle puntate precedenti, non sono ancora in grado di fare un upgrade che sia 1 per la mia tuta di grado 1. Quindi a passare dal grado 1 al grado 2. Giriamoli così, che è meglio per gli spettatori inglesi. Era un 2 comunque. Comunque, eccoci qui, adesso siamo qui in game, vediamo se riesco ad accedere, navigation, transaction, contacts, transaction, navigation, no, forse siamo di qua, commander, codex, powerplay, squadrons, engineer, galnet news, e non ho, come potete vedere, non ho accesso allo storage della mia nave. Dove lo vedo? Nei contact? No. Nelle transactions? No. Nella navigation? No. Shuttle unavailable ovviamente e poi si ricomincia. Stessa cosa va a vedersi per di qua. Quindi se io sono a piedi non accedo alla mia nave. Ok, qui vedo me stesso, ok, grazie, e mi chiude anche la rotellina, quindi per parlare di UI lasciamo stare. No, no, assolutamente, non c'è proprio niente. Ah, ok. Ok, devo essere veloce perché sennò mi si riapre. Vediamo su un pannello. Ciao Andrea, se era virus, nome mai stato più azzeccato, è un'odissea a trovare il divertimento e il funzionamento. Sì, sì, è davvero un'odissea questa release. Sì, magari dopo in viaggio ne parliamo anche un attimo di alcune cose che avrei preferito fatte in modo diverso e sposterò anche il mio faccione da qui in basso a sinistra perché mi nasconde dei dati dopo quando sono a piedi. Comunque, vabbè, dopo facciamo alcune cose. Comunque, come dicevo, io qui posso editare loadout, lolo.me, questo è il cache shop, authority contact, menate varie, ma non ho accesso all'inventario mio della mia nave, almeno non l'ho trovato. Se voi sapete dov'è, magari fatemi sapere perché vi ringrazio io personalmente perché questa user interface non mi piace, mettiamola così. Comunque, Authority Contact, vi faccio vedere anche un'altra cosa perché ho scoperto da dove vengono fuori quei... posso prendermi dai liberali di coma, sono nel sistema di coma tra l'altro, quindi nome azzeccatissimo per stasera per il mio status mentale. Redeemable Bounty Voucher, ben 3000 cucuzze, quindi uff, yeah. Vediamo, Fines. Oh, me le hanno tolte? Ah, ciccio panzoni. Head yourself in? No, ok, mi hanno tolto le o forse non ne ho qui su questo sistema. Ah, ecco la backspace chain. No, non era qui. Avevo trovato una backspace chain broken, mettiamola così, e quindi via. Comunque, dai, mi sto incasinando da solo, una cosa alla volta. Allora, Upgrade Cell Suites, Maverick Suite, nonostante ho 3 suite schematic, gli health monitor recuperati l'altro giorno, come vedete non ho nessun power regulator. E dopo vi faccio vedere una cosa interessante. 16 manufacturing instruction, ne ho farmate a bestia su una cosa molto particolare, dopo vi faccio vedere. Carbon fiber plating 0 e 4 su 5 di grafene. Allora, ok ragazzi, l'upgrade, tutto quello che volete, eccetera. Dopo diventa peggio. Ma è un 1 al 2, perché dovete rompere i maroni con tutta sta roba? Ok, 1, 1, 1, per carità, 5, 5. Già sono difficili da fare ste robe qua, cioè difficili. Sono rognose, è diverso. Dopo,
come già successo, verrà fuori che c'era qualcuno che nelle sue varie prove, nei suoi vari test vi dice andate in questo sistema, in questo settlement e fate tutti questi, andate in quel sistema, in questo settlement e fate tutti questi. Stanno già venendo fuori tutte queste cose qua, quindi vi si tratta di scartabellare online e trovare questi, chiamiamoli, metto in camera, chiamiamoli, no, sì, qua, ok, chiamiamoli exploit. E una volta che abbiamo trovato questa roba qua, basta, siamo a posto, farmiamo materiali come dei dannati e via. Vedasi Dubs Hope per il farming dei materiali degli ingegneri delle navi. Comunque, vabbè, qua non abbiamo altro da fare perché tanto non ho altro da fare, non devo prendere missioni e vado diretto sulla mia nave. Non mi interessa prendere missioni, non posso saltare, quindi devo fare tutte queste robe qua. Ok, The Elevator Game, quindi il gioco degli elevatori, ascensori, quello che sia. Devo veramente sistemare sto schifo che ho dietro. Anche perché ho davvero un casino di roba da costruire. Vi faccio vedere tra un po' una delle robe che dovrò fare prima o poi. Tanto mentre ce la navighiamo. Comunque, ho trovato un sistema di coma. È un sistema che è una figata, è un sistema anarchico innanzitutto. E in questo sistema ci sono una miliardata di robe da fare. E la cosa figa è che sono tutte vicino allo spazioporto di Malechenko oppure al Kala Port. Quindi ci sono tante situazioni comode che vi potranno aiutare. Se voi avete intenzione di fare un salto a farmare un po' di materiali, io in questo sistema mi sto trovando bene. L'ho trovato per caso, ma in caso date un occhio al primo sistema anarchico che abbia dei pianeti atterrabili vicino a una stazione. Allora, Andrea, come dicevo su Discord, più vedo più mi passa la voglia di prenderlo, ma poi mi dà l'impressione che il game sulla nave, quella a piedi, è come se fossero due giochi diversi. Mi dà questa l'idea. Sì. Sono abbastanza disconnesse le due cose. Vedasi il fatto che non posso vedere il mio inventario quando sono da una parte, ma ho le missioni a piedi quando sono a piedi. Cioè le interfacce sono proprio disconnesse. Sono proprio due cose completamente differenti. Non è brutto muoversi a piedi. E qui dopo magari ne parliamo un attimo. Però Frontier, come purtroppo tante aziende di produzione giochi di oggi, si sono fatti prendere dalla scimmia del feature. Più feature ho, più sono figo. No. Dovete capire questa cosa, dev. Poche feature fatte bene sono meglio di tante feature fatte alla cazzo di cane. Ok? Alla CDC. CDC, come si suol dire. Ok? È il mio pensiero. Quindi, invece di uscire con quell'alfa, ma com'è andata? Con questa release com'è andata? Potevate fare delle cose molto più semplici, un modulo alla volta, come ho detto in precedenza. Fate un season pass. Il primo step sarà muoversi dentro una stazione, fine. Testate il motore grafico, testate gli FPS, cominciate a inserire tutti gli aggiornamenti del caso, le ottimizzazioni del caso, tipo il cooling, il culling, chiamiamolo come vogliamo, eccetera. Sistemate bene quella parte lì. Step 1, finito. Posso scendere dalla nave e girare nelle stazioni. Fate magari un hub dove i giocatori si possano trovare, incontrare, come ha fatto No Man's Sky. Lasciamo perdere quello che è il resto del gioco, però non è stata una brutta cosa fare un passetto alla volta, un hub intanto dove i giocatori si vedono. Da lì i giocatori possono iniziare a formare un nucleo di partenza per le missioni a piedi e finalmente ad avere un po' di co-op, ok? O anche di PvP, mettiamola così a chi piace. Da lì si sviluppa quello che sia un sistema home per i giocatori, quindi home instances invece che quelle cacchio di fleet carrier che vabbè sappiamo com'è andata anche là, in cui ho il mio garage, come io ho il mio garage tutti gli altri giocatori hanno il loro garage, quindi un home hub, ok, interconnesso. Quindi ne spargete un po' in giro per la bolla e uno lo mettete magari anche a Colonia e date ai giocatori la possibilità, ai giocatori che sono a Colonia, di vedersi magari con degli amici che sono nella bolla. Sono 20.000 light years, sono una settimana di viaggio. Ok?
Vabbè, queste sono un attimo mie idee personali mentre la mia nave se ne svolazza per i fatti suoi. Comunque, mentre la nave svolazza, saluto Sala Mirko. Ciao Mirko, benvenuto. E vi faccio vedere una cosa nello storage subito. Un'altra cosa che mi ha lasciato un po' così, io sto andando fuori telecamera. Devo mettermi qua o girare la telecamera. No, mi rispaparazzo sulla sedia. Allora, anche qui, il naming. Lo metto in camera, in camera qua, dov'è? Qua, il naming, qua, il naming, devo assolutamente cambiare sto setup. Comunque, qua erano, scusate, A, B, C, D, Degraded Power Regulator, 16. Poi io vado giù e trovo da qualche parte PQRS i power regulator qui, se ne avessi. Sono qua o sono qua, non mi ricordo. Andiamo a vedere. No, perché non ne ho trovato ancora neanche uno, quindi MNO. No, non ne ho trovati qua. E qui avrei... questi sono i dati, non mi interessano. Ok, e qui avrei i power regulator. Ma perché li chiamate così? Power regulator degraded. Ok? Uno sopra e l'altro sta sotto. È un ordinamento lessicografico. Uno mi sta qua adesso, degraded power regulator, e i power regulator mi stanno, sempre sta telecamera, uno mi sta qua e l'altro mi sta qua sotto. Cioè, ragazzi, degraded power regulator, eccolo qua, e sotto qui power regulator degraded. Ordinamento lessicografico. Sarebbe bello avere qualche meccanica di No Man's Sky su Elite. Alcune meccaniche sì, tipo quella appunto che dicevo prima dell'hub, dove concentrare un po' i giocatori e dare almeno a noi la possibilità intanto di trovarci con i nostri amici. Se non abbiamo amici che giocano, almeno di trovare qualche altro giocatore con cui, ragazzi, devo fare sta missione, mi date una mano? Sì, ciao, ecco, dai, vengo io. Boh, gruppetto, via, e si fa. Sarebbe per esempio difficile non storpiare quello che è Elite. Sì, bisogna sempre guardare il core game. Il core game di Elite sono le astronavi, non è mai stato il gioco a piedi, quindi anche lì io non lo so, ero sempre combattuto, però ho detto se fanno una cosa bella ben venga, ma allo status attuale speriamo e aspettiamo tutti i prossimi upgrade. Comunque questo era per farvi vedere un attimo queste cose qua. E dopo, eccoli qua, Manufacturing Instructions 16. Una bombardata le ho fatte assolutamente farmando un crash site dove c'era un nav beacon. Entro e lì ho trovato una cosa divertentissima. Ho sparato un beam laser dalla mia nave e non riuscivo ad uccidere i cicciopanzi a terra con un beam laser di un'astronave. Lo stesso beam, lo stesso raggio è più grande dell'omino a terra, ma non muore. Non muore. No. Il problema di Elite è il peccato originale di ibrido tra MMO e single player, vedi le 3 modalità. Sì, c'è... Allora, a me non dispiace avere la possibilità solo parti e gioca con quello che sia. Non è brutta l'idea, sinceramente all'inizio non era neanche gestita male. Il problema è come sarebbe è che alla fine ti ritrovi a giocare Skyrim online con il personaggio che fai offline con tutti i bug e gli exploit che puoi fare. Cioè, quello è il problema, purtroppo è quello. Comunque, vabbè, dai ragazzi, adesso non stiamo qui tanto a questionare su questa cosa, andiamo in fase di ricerca. Quindi, sì, la prima cosa che vado a fare è buttare su l'FSD e vado a scansionare il primo pianeta. Un attimo che mi abbasso l'audio in cuffia perché qua, se no non mi sento più e non va bene. Ok, fatemi sapere se l'audio del gioco dovesse essere troppo alto nella diretta. Comunque, a questo punto andiamo a trovare coma C1. Come vedete abbiamo già dei crash site, threat 1, threat 3. Andiamo a visitare questo crash site e perché no? 6 milioni di metri. 6 mm. Come vedete, come vi dicevo, questo sistema è figotronico. Ok. Buttiamola la nave e cominciamo ad andare giù in esplorazione.
Questa è la nuova Planet Tech. Continuo a preferire quella di Horizon, anche se devo dire che ci sono stati 4 giga di update ieri e sinceramente qualcosa è cambiato. Ho visto migliorare alcune cose, devono aver fatto un rollback a... almeno dell'illuminazione, almeno questo mi è parso di notare. Lo spazio mi sembra più luminoso. Allora, su Odyssey di norma hanno tolto il glare, il glow intorno alle stelle dietro. Infatti, se vedi le stelle dietro sono molto più puntiformi, stile Windows 98 lì. Però ci sta, ci sta. Prima erano veramente troppo luminose. E adesso hanno reilluminato tutto, mi pare. E quindi qui guardiamo un attimo com'è questa cosa. Sinceramente non lo so, sinceramente non lo so. Come scalano queste texture mi piace e non mi piace. Madonna, mi sto imbriacando da solo. Ok. Ok, vi faccio vedere un attimo l'avvicinamento planetario così com'è, pian pianino. E mentre mi avvicino al pianeta vi faccio vedere una delle cose che vi dicevo prima. Questa è una cosa che devo fare e dovrò fare prima o poi, andare a costruire tutto sto ambaradam di roba. Babba via, quanto divertimento c'è dentro questo scatolo. Evviva. Così, questa è un'altra delle mie passioni che ogni tanto coltivo quando ne ho il tempo. Adesso ne sto finendo un altro di questi mega kit da costruire. Non vedo l'ora di finirlo e di incominciare il nuovo kit quando avrò il tempo. Cioè, forse l'anno prossimo o qualcosa del genere. Ne ho anche un altro di là molto interessante che magari dopo vi faccio vedere. Se volete scrivetemi in chat se volete vedere il prossimo kit. Tanto mentre sto qua a navigare, ecco una cosa che potrei fare, mettere qua dietro magari la mensoletta con un po' di robottini costruiti e anche alcuni pitturati. In live devi farlo però sta costruzione. Beh, se volete ragazzi, perché no? Adesso che ho un setup, più che altro, appena avrò un setup decente con la telecamera, magari, perché no? Faremo una piccola rubrica sul modellismo, perché no? Perché no? Ogni tanto mi ci diverto a fare qualcosetta, non sono il top del top, però qualcosina l'ho imparata. Va bene, dai, allora andiamo su questo crash site, vediamo come siamo messi. Tra l'altro ho cambiato anche tutti i missili, perché i Seeker Missile non funzionavano, perché hanno bisogno di un target lock e quindi non venivano sparunati. Oh, cosa abbiamo qua? Fatemi vedere. Oh, vedo una nave. Ok, quindi c'è già qua. Oh, eccoli là. Guardate come mi stanno, come mi vogliono bene. Ma io gli voglio più bene. E mettiamo questa cosa qui. Ok, eccoli lì, guardateli lì. Gli diamo un saluto. Buongiorno. Perché rompersi i maroni e scendere a terra quando possiamo fare queste cose qua? Ok, quello se n'è andato e non ritorna più. È ancora vivo? Quello se n'è andato e non ritorna più e lì ce n'è un altro. Oh, ce n'è un altro anche qua. Cioè dovrei averli vaporizzati, ma pare di no. È un po' lamerosa questa cosa. Ah, si era nascosto dietro la roccia, si era. Gli ho tolto solo lo scudo. Ah sì, ok, adesso vedete questa cosa. Guardate questo qui. Boom, via lo scudo, l'avete visto? Magari un po' piccolino. Boom, e adesso è morto. Perché succede questa cosa? Allora, beh, almeno ci si fa due chiacchiere mentre monti sti modelli. Sì, sì, volentieri, perché no? Perché no? Assolutamente. Che detta così, se era tutti, ciao Nemo, benvenuto di cattiveria. Sì, assolutamente. Perché perdere tempo? Mettete un missile rack e andate a far fuori sti cicciopanzi, veramente senza star là neanche. Oh, guardate che... Ma cos'è sta roba?
freni di sta nave non funzionano molto bene. Comunque, vedete cosa succede. Se aspettiamo, beh, visto che siamo qui, aspettiamo un attimino. Ok, avete visto che roba? Cioè, allora, il primo problema dove sta? Il primo problema sta che, questa è una cosa tecnica del gioco, gli scudi, mettiamo caso che hanno 100 punti, un attimo che mi rimetto in camera, ok, devo mettermi dei riferimenti, comunque, gli scudi hanno 100 punti, faccio 90 danni, tunf, bene, tiro un altro colpo e faccio 90 danni. Cosa succede? Ho 10 punti di scudo, tolgo i 10 punti di scudo, ho fatto 90 danni, quindi restano 80 danni, quegli 80 danni sono comunque completamente negati dallo scudo. Quindi tu non hai 100 punti scudo, hai 100 punti più tutto l'over damage, l'overkill, chiamiamolo come volete. Cioè i danni che vanno oltre lo scudo non entrano negli HP del personaggio, perché la nave si muove in questa maniera. Non sto toccando niente io, cioè ho le mani su. Comunque, e questo è una cosa che succede qui. Quindi, se sparate un missile che fa tipo 500 danni e il nemico ha 100 scudi e 40 di vita, gli fate 100 danni. Fine. Gli altri 490 e passa. 490, sì, gli altri 400 danni vengono completamente ignorati. Quello che sia, dai, dopo ci siamo capiti. Quindi bisogna fare estrema attenzione a questa meccanica. Per questo mi servono 2 missili per tirare giù quei cosi. Qui vedo una. Cos'è una Eagle? Questa sì, è una Eagle crashata là. Ho visto più o meno dov'è il respawn point di quei cosi. Vedo che ci sono anche altre cose qua intorno, oltre a quella nave. Qui cos'è sta cosa? È un artefatto della mappa? Sì. Ah, ok, dovrebbe essere tipo un coso vulcanico o qualcosa del genere. Quindi non c'è solo il crash site qua. Ok, sembra che non stia respawnando più nessuno. Ok. E adesso facciamo un'altra cosa. Ok, andiamo ad atterrare. Nemo, grazie per l'apprezzamento per la postazione. No, ah sì, no, davvero, Nemo, davvero una figata. Davvero una figata. Complimenti. Ci stavo pensando che io tempo fa di farmi una postazione del genere. Devo essere sincero. E poi l'ho data su, sono troppo pigro. E allora ho buttato tutto qua sul tavolo. Comunque va, davvero complimenti. Davvero bella. Deve essere un piacere giocare su quella postazione. Se il gioco desse la possibilità di. Ok, vabbè, dai, allora parcheggiamoci qua e poi esco con l'SRV, dai. Che ogni tanto parcheggiare la nave su sti pianeti è diventato un incubo. Una volta era molto più semplice parcheggiare le navi sui pianeti. Non so se è una cosa solo mia, ma fatemi sapere nel caso in chat se anche voi ultimamente o anche ancora prima di Odyssey facevate fatica a parcheggiare le navi sui pianeti. Anche le ombre non mi piacciono, non lo so, non mi piacciono. Ho acceso le luci della nave, c'è una luce enorme, eppure le mie. No, vabbè. Ok, eccolo qua, uno spot per atterrare. Ok, ottima cosa. E via disembark. Speriamo che non vengano fuori altri cicciopanzi spaziali a spararci. Allora, ma è solo una mia impressione o il glide è un po' cambiato? Non lo so, sinceramente. Allora, sì, a me è sembrato differente il glide. Cioè, ci mette un po' di più a caricare. Ah, sì, ecco qua, ecco qua. Un attimo che vado a fare una cosa. No! Questo. Ok, sposto il mio faccione di qua. Ok. E riprendo il gioco. Ok, perché non vedevate i dati in basso di là. Ok, allora, dove. Oh, li ho proprio parcheggiato sopra? Involontariamente ho praticamente parcheggiato la nave appiccicandola al posto dove dovevo andare. Figata. Ok, che nave è? Una. Ah sì, era una. Vabbè. Non mi ricordo, una Eagle. Ok, allora vediamo qui cosa troviamo.
un container che contiene Insight Entertainment Suite, Compact Library, Infinity, Health Monitor, Universal Translator. Ok, dai, già un drop non male. Ok, vediamo qui se c'ho... Cos'è sta roba? Oddio. La vedete anche voi questa cosa? Vabbè. Ok, allora, su questi crash site dovreste trovare questi pannelli sulle navi crashed. Bene, all'interno di questi pannelli c'è un power regulator che dicono se è illuminato ok. Backpack, ok, eccolo qui. Andiamo a vedere. Ok, degraded power regulator, quindi no, neanche qui ne ho trovato uno di buono. Dicono che c'è un po' di RNG per questa cosa, vabbè, andiamo a vedere. O hanno aggiornato questa cosa, o boh. Ok, me lo dicesse quando ci vado sopra sarebbe bello. Ok, mi sa che è degraded anche questo. E adesso lo controlliamo. Cosa troviamo? Motor, metal coil, micro electrode, optical fiber. Quindi nessuna fortuna finora. Quindi andiamo a vedere nel backpack. Infatti, ecco qua, degraded 2. Vabbè. Ah, guardate che c'è anche qua quel pannello traslucido. Forse penso sia proprio una cosa della nave o una maniera oscena di un vecchio artefatto che una volta non si vedeva. Ok. Vediamo se c'è qualcos'altro da poter recuperare. Quelli sono gli sfiati dei motori. Qui non c'è altro. Ah, frame rate non è ancora migliorato nelle attuali versioni. Oh, cosa c'è qua? Un altro pannello da tagliare e tagliamo il pannello. Allora, è bellino il minigioco del taglia il pannello. Diventa vecchio dopo un'oretta che giocate, anche perché bisogna essere veramente estremamente precisi per fare questa cosa. Cosa troviamo? Micro transformer, micro supercapacitor, optical fiber e basta. C'è altro? No, guardate come il frame rate se ne va e se ne va. Allora, pensa alla poltrona, l'ho fatta montando 3 supporti snodabili per le TV di quelle che compri da ferramenta. È interessante, fatto bene, fatto bene. Ciao Mike, benvenuto nella diretta. E dopo Andrea mi dice, sì, ma io devo avere il multitool per scavare che ti buco il pianeta da parte a parte. Ovviamente, ovvio riferimento a No Man's Sky, dove con il multitool di scava scava potete veramente fare delle buche pazzesche. Ok, si è spenta la telecamera. Per quello devo sistemare questo setup, dai che la riavvio veloce. No, ho anche cercato di capire dov'è che si tiene sempre attiva la telecamera, ma non ho visto l'impostazione, quindi ogni tanto devo fare questa cosa. Comunque, ok, a questo punto ci siamo. Io faccio una cosa, mi piazzo qui perché non so se mi respawnerà dei nemici, quindi se dovesse farlo vorrei essere in grado di levarmi dai maroni velocemente. Ho notato nella precedente partita che dopo aver rimosso la prima ondata e il primo, quindi i primi nemici che trovate là e il primo respawn, dopo quando fate questa cosa che ho appena fatto, di nemici non ne vengono più fuori. Ok. Se sul crash site se sul crash site trovate il beacon, il nav beacon, lì potete fare un sacco di manufacturing cose. Dai.
Saremo fortunati? No. Non siamo fortunati. Ok, qui possiamo recuperare veramente un gozzillione di materiali, ma o Frontier ha fatto negli update dei giorni scorsi ha modificato questa cosa, ma io sinceramente non riesco a trovare cioè non trovo i power regulator accesi qui dentro. Quindi, vabbè, finisco di fare il loot su questo sito e dopo ci muoviamo in cerca di altri siti. Il mio timore è che hanno tolto questa cosa e diventerà sempre più difficile trovare questi materiali, quindi il grinding e il farming diventa un po' più tossico, perché l'unico altro modo che mi viene in mente per trovare i power regulator è di entrare sulle basi, proprio, entrare là dentro, inguattarsi il power regulator, scappare, tornare indietro, resettare magari la base o quello che sia. Comunque, magari sono io in un sistema sbagliato, non devo cercare in un sistema anarchy, non lo so. Stasera sono qua in tranquillità e mi faccio 2 o 3 progress. Ok, il primo sito non è andata molto bene. Allora, mentre mi allontano mi sistemo anche sta cosa qua, che mi si è invertita una finestra di là, e andiamo avanti. Allora, andiamo a vedere il prossimo coso. Come dopo, quando un attimo tempo morto, vi faccio vedere il modello che ho in fase di crash site senza nessun threat. Ok, andiamo a vedere il prossimo crash site. Guardate il frame rate, non c'è niente, eh. Giro per... guardate che scatta. Tum. Pazzesco. Non c'è niente. Io non ho niente qua intorno, ok? Secondo me il gioco sta renderizzando anche quello che non sto guardando qua dietro. Inoltre hanno aumentato la risoluzione delle texture e quindi qui abbiamo delle texture gigatroniche che vengono caricate senza scalarle, secondo me, molto nella distanza. Ottimizzazioni, giusto per dire, per tenere il gioco giocabile. Su Nome Sky ti ho creato un tunnel dentro una montagna che il TAV scansate proprio. Oh yeah. Ok, ma ditemelo che sono mongolo. Dite, Virus sei mongolo. Premi il tasto del Super Cruise. Ma lì... Vabbè. Vabbè, non so come ho fatto ad uscire da qui così. Ma vabbè. Ok. 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 Devo mettermi quel tasto sull'Otas per sbloccare la view, perché attualmente ce l'ho sul mouse e non mi va bene. Ok, 1.40 mm ci separano da sto coso qua. Freniamo anche un attimo perché lo sto mancando. Come siamo? Velocità siamo anche un po' lentini, ma va bene lo stesso, dai. Ed eccoci qua. Crash site numero 2. Andiamo a vedere che succede. Così vediamo anche il gliding, visto che ne parlavamo prima. Io ho visto che ogni tanto faccio più fatica di Horizon a avere la transizione dal Super Cruise al glide. E dopo ovviamente è più pesante, quindi scattocchia, ho alcuni cali di frame rate pazzeschi mentre eseguo il gliding e via. E tra l'altro è arrivato il momento di provare un'altra cosa, e tra un po' metterò un attimo da parte alcune dirette su Elite per passare anche su un altro gioco, così per inframmezzare un po' tra una cosa e l'altra cosa. Ok. Ctrl F? Sì, eccoli qua. Hai perfettamente ragione. Grazie. Grazie Andrea. Grazie. 75 siamo in questo momento.
Quindi considerate che il mio setup sta facendo girare di tutto in questo momento. Software di streaming, milioni di schede web, il software della cam, audio, OTAS e altre cosucce. Ok, comunque dai, per il momento non è male. 75 fps, sono pochi comunque per quello che ho davanti al monitor in questo momento. Non è che ho tanta roba qua davanti. Comunque adesso vedremo, già stiamo calando sotto i 70. Crash site. Ok, avviciniamoci. Sembra un Sidewinder, quindi probabilmente è proprio quello che stavo cercando. Il threat era 0, quindi non era neanche indicato. Penso non ci sia nessuno a proteggere questa cosa. Ok, ci sono solo degli skimmer che andiamo a vaporizzare istantaneamente. Ok, anche gli scudi degli skimmer funzionano come tutti gli altri scudi di Elite. Cioè il danno non viene, l'overflow di danno dallo scudo non viene passato al coso. Ok. Perfetto. Ottimo direi, dai. Belli i missili, li ho usati sempre molto poco in Elite. Perché Unsuitable Terrain? Ma scusate. Perché Unsuitable Terrain? Perché non posso atterrare qui? Atterraggio alla cieca? È andato bene? Ma chi se ne frega della trespass zone? Mamma mia che fastidio queste trespass zone su... Sistema è anarchico. La nave è crashata qua per motivi X. Vabbè. Ok, guardiamo qua per terra se c'è un po' di rumenta inguattabile. Non ne vedo. Ok. Ok, vediamo se questo Sidewinder che si è scartabellato qua a terra ha i materiali che stiamo cercando. E tra l'altro, per dire, non vedo neanche una telecamera in terza persona. Sarebbe stato piacevole poter vedere, poter avere la telecamera in terza persona, ma non c'è. Come Cyberpunk hanno deciso di non farlo. Ok, qui hanno abbassato veramente tutte le texture. Allora, un pannello è qua. Scusate. Si è fraccato 40 fps adesso, porca paletta. Cosa diavolo sto renderizzando per avere solo 40 fps in questo deserto dimenticato da qualsiasi divinità che si voglia invocare. Vabbè. 50. Guardate che... No, cioè... No, non ti va bene? Vabbè, facciamolo da di qua che forse è meglio. Eccolo lì, mancava quel pixel. Ok, anche questo è un power regulator morto. Ok, non mi interessa. Ne ho già troppi. E visto che ho dei limiti di spazio non voglio inguattare troppi di quei cosi là perché... Ok, altro power regulator morto. Non so sinceramente... Ok. Allora, o adesso preghiamo nell'RNG, ok, che vengano fuori dei power regulator attivi, o sinceramente proprio non so più dove sbattere la testa. Perché ho... No! No! Wow, 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 wow. Ok, fin tanto che non mi sparano. Non mi stanno sparando? Ci proviamo.
Che dite? Al limite muoio. Non mi fido. Ah, che pallone. Vabbè, io ci provo, ragazzi, dai. Tanto siamo qui anche per fare dei test e vedere come si comporta il gioco in varie situazioni. Io ci provo. Tanto quegli skimmer non stanno facendo niente. Boh, lasciamoli lì. Ok, questo regulator ancora no. 7 di 30, 7 di 30, sì, quindi stiamo recuperando sempre quei materiali lì senza né arte né parte. Ok, devo aver mancato un pixel. Ok, niente. Attendiamo e ripartiamo. Ma poi sti skimmer che li dovrebbe controllare, che sta in un sistema anarchico dove non c'è un cane. Esattamente, stessa cosa che dicevo io. Che poi è un crash site senza threat, quindi penso sia threat 0, quindi boh, magari si comportano così. Adesso ci riproviamo e vediamo. Ok, devo ricordarmi di non slogare da sopra la nave, perché se sloggo da sopra la nave il gioco mi riloga dentro la nave. Passiamo bene tutti i pixel. Altro power regulator morto, giusto per la cronaca. Ok. Degraded power regulator 1 è quello che ho appena raccolto. Non so quanti ne ho raccolti di questi power regulator degradati. E anche questo, giusto per farvi vedere, eccolo qui, 2, come vedete qui, 2. E non ce n'è. Sono un nano, sono un nano, sono un nano. Ok. Vediamo se adesso si incacchiano. Si incacchiano? No. Bene, meglio così. Lasciamoli lì. Ho visto prima che tanto anche mentre gli sparavo non facevano niente, non mi hanno dato bounty, non mi hanno dato altro, quindi penso che sia normale che quegli skimmer lì non fanno niente, sono semplicemente lì a pattugliare questo crash site senza un perché. Comunque, ok, altra tipologia di crash site completamente boh. Forse il tipo di sistema anarchico non è adatto a trovare dei power regulator attivi su queste navi. Che sinceramente a livello di lore, se andiamo a vedere così idealmente a livello di lore, non sarebbe neanche stata una brutta cosa, no? Sistema anarchico, le navi qui combatto, vengono abbattute, magari trovo anche delle navi un po' più grandi ogni tanto, no? Potrebbe essere interessante la cosa. Niente, nessuna fortuna neanche oggi. Vabbè, inguattiamoci ste robe. Quindi penso sì che Frontier, non penso di essere così sfigato da aver visitato una cinquantina, in totale più di una ventina, quasi una trentina ormai di questi siti di questo tipo qui e non aver mai trovato un power regulator funzionante. Eccolo qua. No. No, 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 no. E quindi nessuna fortuna neanche qua. Forse su un threat level più alto? Secondo voi? Boh, fatemi sapere cosa ne pensate, datemi un secondo voi perché io veramente non riesco più a capacitarmi come trovare questi power regulator su questi siti. Secondo me Frontier li ha proprio tolti. Li ha tolti proprio dall'RNG. Gioco? Ehi? Ah, ok. Mi stavo spaventando per un attimo. Ok, quindi abbandoniamo questo coso, ma abbandonerei anche questo sasso e andrei a cercare miglior fortuna su un altro sasso. Andiamo a provare coma C2. Tanta roba qua.
Un impact site addirittura. Ok. E tra l'altro voglio farvi vedere una cosa appena arriveremo di là. Quanto sono? 6.08 LS. Cercate sistemi con i pianeti vicini. Allora, Mirko, allora, un attimo che guardo la chat mentre mi avvicino alla mia destination, che non vedo più. Dove è finita la mia destination? Ok, mi è cambiato tutto? Mi è cambiato tutto. Ok, intanto miriamo coma C2. Motori al 75%, con calma. Ok, adesso passo sulla chat, eccomi qui. Allora, allora Andrea mi dice Power Regulator, it is a vital component of settlement. Sì, ok, sì, li trovo sui... volevo evitare di dover entrare dentro le basi e doverli rubare da delle basi, perché è una rogna infinita fare quella cosa. Mirko mi dice l'ho trovato su Viper MK3, questo da un sito di Elite, quindi credo negli insediamenti. Sì, è un altro modo per farli, volevo evitarlo perché mi dicevano che era possibile trovarlo sulle navi. Ti danno anche se le fai missioni di riparazione dalle stazioni, mi pare. Sì. Ok, grazie per gli insight, per le info dal web. Ci sono anche i settlement, mi sa che mi toccherà fare qualche missione là dentro. Volevo cercare questi componenti senza dover per forza andare lì. Però purtroppo così pare non essere possibile. Piano. Allora, coma C2. Perché è blu? Così blu? È tanto blu. Si nota il disgusto? Che è successo a sto pianeta? L'ho scansionato con il Surface Detail Scanner? O c'è qualche problema di texture? No. Ok, forse è qui che ho preso lo screenshot della thumbnail di YouTube. Sì. Cioè, voglio dire, non è difficile mettere un overlay in semitrasparenza sopra. Diventa un po' più bluastro o quello che sia. Ci sono milioni di effetti che si possono fare. Sì, l'avevo già fatto col Surface Scanner sta cosa. Tra l'altro anche lo screenshot che abbiamo visto nei meme dell'altra volta era fatto con la stessa tecnica che appunto evidenziava i pattern usati per fare ste cose qua. Comunque dai, fuori da di qua. Adesso su coma C2 vediamo cosa troviamo. Una chip da niente? Mi sto avvicinando troppo. Fatemi puntare un po' più in alto. Non c'era un impact site prima che avevamo tracciato? Devo tornare indietro? Vabbè, proviamo ad andare a coma C3. Non penso di averlo già scansionato. Andiamo a vedere cosa ci è là. È tutto, alla fine ragazzi, qua è tutto un trial and error. Poi prima o poi, tra un po', cominceranno vari utenti a fare tutte queste cose e ci troveremo un sacco di guide che ci dicono andate su questo pianeta, trovate questo sito, fateli lì. Fine. Ho trovato un tip, hard to find, boring log of sky, gameplay and gameplay drop, but no cost. Ok. Ok, allora, ok, dai, cerchiamo un threat 3 e vediamo cosa troviamo sul threat 3. Threat,
il TH3. Ok, allora, mentre la nave sta navando di là, rallento un attimo i motori, così vado a prendere di là l'altro modello che vi dicevo prima. Così vedete il work in progress che sto facendo sull'altro modello. Arrivo subito. Allora, lo scatolozzo è questo. Nascondo il mio panzone. Vediamo se si vede. Eccolo qui, non è un RG, è un 100, è un bel bestione. Eccomi qui, così vedete anche la mia bella pelata. Non vedo l'ora di perderli tutti, che così non devo neanche più rompermi i maroni a tagliarli. Io sono una persona molto pigra, lo sapete. Comunque, eccolo qui. E allo status attuale sono arrivato a fare il frame interno. Mi sposto di qua che così lo vedete meglio. Eccolo qui, quindi tutto il frame interno è già stato assemblato pezzo by pezzo. Ok. Modello completamente muovibile, tutto articolato e un sacco di divertimento. Appena lo finirò passerò all'altro. No, ho altri lavori da fare prima, per questo mi sa che ci vorrà un gran bel po' prima di un attimo che lo appoggio qua. Sono in un sistema anarchico poi dopo tutto. Vabbè dai, almeno ci divertiamo un po'. Ho una nave ipermanovrabile. Non so perché mi interdicono, perché tanto non ho niente praticamente addosso, ma vabbè. Ok. Allora, per rispondere faranno delle strutture costruibili. Guarda, sarebbe interessante la cosa, ma spero che non lo facciano mai dentro Elite. Già hanno problemi a farci camminare su un pianeta e farci sparare due colpi. Se dovessimo avere anche la costruzione, aiuto. 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 Potrebbe essere una cosa interessante, ma se Frontier si comporta da Frontier, dopo per farti una catapecchia di legno e frasche devi farmare tipo 2 foreste o qualcosa del genere. Quindi speriamo di no. Speriamo invece che fixino questa cosa, sinceramente. La mia gran paura è che, anche posto il fatto che un giorno questi contenuti vengano sistemati, Gaiardo, bello l'effetto che fa l'interdizione, sì dai, ci sta. E posto il fatto che anche un giorno di questi vadano a sistemare Odyssey, che quindi dopo avremo un motore ottimizzato, un FPS decente, un motivo di fare le missioni, perché attualmente non c'è neanche nessun motivo di fare le missioni se non per upgradare, perché il game loop il game loop che cos'è? Prendo una tuta per fare delle missioni, per ottenere una tuta migliore, per fare le stesse missioni più velocemente, per ottenere dei materiali, per prendere la tuta più potente, per poi andare a sbloccare degli ingegneri, per potenziare la mia tuta, per fare le stesse missioni che facevo prima con la tuta più potenziata. Che obiettivo ho? Non ce n'è. Non c'è obiettivo su questa cosa. Non è che per esempio appunto ho una base di un nemico, quindi un giocatore che ha conquistato una base, e io col mio gruppo andiamo con gli SRV, con le navi, l'assalto a piedi o qualcosa del genere, no? Cioè, quindi meglio sono equipaggiato, più posso affrontare questi contenuti di gioco da solo o con gli amici. Cioè, attualmente non c'è nessun motivo per fare questa cosa se non per provarla, perché è praticamente un cerchio fine a se stesso. Sì, esatto Mike, ed esatto anche Andrea. Ciao capitano, benvenuto nella diretta. Stiamo esplorando nella speranza di trovare dei crash site o delle cose del genere che ci diano la possibilità di
forse sto esagerando un po' con le sonde. Dicevo che ci diano la possibilità di trovare dei power regulator, che ne ho bisogno come il pane per gli upgrade. Ok, attendiamo le sonde che facciano il loro lavoro. Le orbite non si possono vedere. Mike chiede, sarebbe... Sì, Mike, è la nuova versione del... Ui, è il Super Scan Complete? Non dovrebbe diventare tipo tutto azzurro o cose del genere. 8 segnali umani, ok. Vediamo cosa sono. Comunque sì, questo è il nuovo motore grafico. E se vai a vedere sulla diretta precedente, c'è un momento dove analizzano con un software come si comporta il motore grafico e praticamente renderizza costantemente tutto. Ovviamente gli FPS. Comunque, vediamo cosa c'è qua. Niente di quello che sto cercando. E quindi niente, mi tocca tornare su Coma C1 su un Crash Site 3. Proviamo questo Crash Site 3, che dite? Ok. Che tra l'altro ho notato un overlapping tra le vecchie strutture, quelle fatte per gli SRV, e le nuove strutture fatte per andare a piedi. Ci sono ancora le vecchie strutture per... Vabbè, e allora a sto punto dai, Crash Site Threat 3, togliamoci il dubbio, lasciamo perdere questo sasso inutile e andiamo al sasso di prima. Ok, bene. Allora, nel senso che vedo stai giocando con le linee delle orbite attive, non è il massimo. Ah, sì, sì. Da sempre così che tengo quelle linee là. Mi danno un attimo un riferimento visivo di dove sono le varie cose, eccetera, eccetera. Un po' una cosa mia, dai, dopo... Si possono togliere per avere più immersività o quello che sia, insomma. Sì, può essere un po' brutto visto così effettivamente, però abbiamo idea del piano galattico e non solo del piano galattico, di dove sono le varie entità, i vari bodies, e a me aiuta parecchio questa cosa, devo essere assolutamente sincero. Ok. Sì, non è il massimo per scattare foto, assolutamente. Infatti magari in quei casi lì vedo di toglierle. Sto andando a velocità smodata. Ok, come diceva Lord Casco, fermate tutto ora. Ok. Andiamo a vedere questo Crash Site Threat 3. Ed ecco qui, tra l'altro questo appunto è il pianeta dove ho fatto lo screenshot della thumbnail, ma l'abbiamo visto anche prima, quindi cos'è la mia memoria a breve termine di un pesce rosso. Adios neurones. Vabbè, velocità siamo messi bene. Noto sempre che l'indicatore di velocità è nascosto da tutti gli altri indicatori, quindi piuttosto di rifare delle user interfaces che andavano benissimo, tipo quello dell'outfitting. Potevano regolare quelle 2 o 3 cose per gli stored module, sì, lì mi è piaciuto cosa hanno fatto, per il resto no. Gli stored module hanno fatto bene organizzarli così, mi è piaciuto, però l'indicatore della velocità è sempre nascosto dietro i segnali del radar. Cioè, cosa gli costava metterlo magari lì a sinistra a fianco a tutti quei numeretti che mi danno le mie coordinate, mi danno la mia altitudine, mi danno le mie cose, ma non mi dà la mia velocità. Sarebbe stato più comodo averla lì o anche lì. Oh, si è chiusa la telecamera. Allora, mentre facciamo la vicina, e tra l'altro è diventato molto scuro il tutto, che anche con la night vision on facciamo un sacco di fatica a ritrovarci. Vado a tirare freno qua, datemi un secondo ragazzi che vado a ripristinare la fotocamera. Ok, via questo. E torniamo in game. Ok.
La nuova modalità della Night Vision così ampia mi piace. Era finalmente il momento di fare una cosa del genere, ma come è fatta la Night Vision non mi piace assolutamente. Assolutamente. Potevano mettere qualcosa tipo visione termica, gli infrarossi, li abbiamo già oggi. Non capisco perché devono perdersi in questo. Vabbè. Ok, quindi magari qui vedevo dei puntini bianchi che mi identificavano magari dei nemici. Visto che un threat 3 può essere che ci sono dei nemici. Vediamo se è vero. Guardate come si sovrappongono le luci della nave alla Night Vision. Stiamo già droppando sotto i 60 fps. Un'altra Eagle. Vedete nemici? Io no. Un attimo tolgo la Night Vision. Ok, guardate che buio è. Cioè, oltre il cono di luce della nave non si vede assolutamente niente. Cioè, non esiste la luce ambientale. Fermati! Mamma mia, i motori. Piano! Ho appena toccato! Ok. Uh, che succede? Devo aver toccato l'altra nave. Cosa ho danneggiato? Ho toccato per terra col landing pad. Ah, signore. Ok, almeno non sembrano esserci nemici. Lascio qui la nave che così almeno mi illumina la Eagle che ho qui davanti e vedremo. Allora, vediamo la chat. Allora, mamma mia che ricordi i primi tempi su sto gioco appena uscito, quando andavi liscio perché andavi di corsa. Sì, bamf di qua, bamf di là. Sarebbe anche quasi ora di reworkare i vari cockpit, sì, assolutamente. E sarebbe un bel miglioramento, ma li hanno anche reworkati. Il problema è che li hanno peggiorati, hanno modificato le texture, adesso l'Asp Explorer sembra una nave, ha le texture di Mad Max praticamente, è mezza arrugginita dentro, là. E un parcheggio con le buone maniere. Sì, qui mi metto io. Il problema è che la nave di cartapesta e questa nave così leggera ha dei problemi. Infatti per fare queste cose qua io vi consiglio di prendere delle navi che abbiano davvero tanti scudi e anche un buon hull, perché se vi spara un omino col fucile vi uccide la nave. Mi è successo che degli omini sul pianeta mi abbiano fatto schioppare la nave per un bel 2 milioni e mezzo di rebuy. Grazie gioco. Ok. Vediamo cosa succede. Tanto questi crash site sono tutti uguali. Guardate che bruttissima mappa che ha, bump mapping che hanno fatto, davvero orrenda. E niente. Ok, questo niente. Allora, o sono estremamente sfortunato o sono in un sistema sbagliato. Questo tipo è il 30° power regulator così che vado ad aprire fuori via e ancora tuttora non ho trovato un power regulator efficiente. Quelli sono tutti degraded. Evviva. Ma che bello, ma che bello, ma che bello. Ci riproviamo. E che è un sito Threat 3. Forse, ripeto, non sono in un sistema giusto, devo essere in un sistema industriale, in un sistema militare. Non lo so. Proviamoci. Dov'è che ho mancato un pixel?
Micro super capacitor. Vabbè, questi materiali sono sempre gli stessi praticamente. Ne ho anche troppi. Ecco, anche sarebbe stato figo poter magari entrare, ma invece no. Ma invece no. Ok. Le luci della nave notate che si sono spente da sole. Ok. E per la cronaca è un degraded, quindi anche qui book nell'acqua. Ok, sapete che faccio? Ok. Ok, lasciamo perdere. Oh, siamo un uomo morto. A faccia in giù. Peccato, potevo prendermi la bounty. Allora, se come sospetto Frontier ha rimosso queste cose ieri, sarà dura e dovrò entrare nelle basi a inguattarmi quei cosi dalle basi. E sarà una rogna non indifferente. Bisogna trovare dei tipi di basi adeguate in termini di dove parcheggio la nave, che tipo di base è, dove sta il power plant e quanto tempo mi serve per entrare, inguattarmi la roba, scappare, girare la nave, far resettare la base, tornare indietro e rifare, perché così non c'è altro da fare. Ok. Proviamo su un sistema militare? Che dite? Tanto vale provare. O industriale? No, io credo che ha solo un drop rate basso tipo 0,20%. Ciao Sam, benvenuto, benvenuto. Sto cercando Power Regulator per fare l'aggiornamento. Ho appena girato una trentina di siti, questo deve essere tipo il 35esimo, quasi circa sito che guardo e rifaccio. Ovviamente non 30 siti diversi, ma lo stesso sito rifatto, rifatto e rifatto, e non ho ancora trovato uno che sia uno Power Regulator attivo da uno di questi siti. Quindi andiamo in questa orripilante nuova map mode. Lasciamo perdere il tipo di governo, andiamo nella modalità economy. Togliamo queste. O high tech? Che dite? Allora, bene. Tre possibili soluzioni. Industriale, high tech o militare. Votate. Ditemi voi. Cosa preferite vedere? Industriale, high tech o military? Che poi appunto guardate, appena tolgo perdo anche tutti i colori. Allora, giallo, industriale, ne abbiamo anche sono in una sono in una industriale, quindi escludiamo l'industriale. Chiedo scusa. Quindi via l'industriale. Resta high tech e military. Oggi, dopo svariati problemi di Odyssey che non compariva nel launcher, ci ho giocato e mi è piaciuto, a parte il bug in cui mi sono... Ah sì sì sì, allora quelle multe, parlavo prima, ti arrivano perché hai fallito la missione. Se fallisci la missione ti arriva la multa da 100.000 cucuzze. Sì, non è che non sia divertente, ci sono delle cose divertenti, ma sono delle robe che proprio sono assolutamente frustranti come questa. Un altro trucco per questo: get from restore mission, abandon the mission and keep the regulator. Ah. Oh. Uh. Uh. Interessante questa cosa. Mike vota high tech. Se non ci sono... Se non ci sono altre cose, se no dopo abbiamo anche un altro sistema qua vicino ad andare a vedere. Quindi usciamo dal sistema di coma, perché magari forse il nome... Vabbè, non mi viene la battuta da fare, lasciamo perdere. Piuttosto di fare battute orripilanti, non facciamola. E iniziamo la nostra rotta fino al sistema di Maca. Maca. Certo che dopo, com'è che si chiamava?
Il sistema della ciambella, Ciambo, Coma e Maca, mamma mia che nomi. Scusate, sto giocando col mio robottino, non pensate male, ma questo è il mio robottino. Ok. Niente di più, niente di meno che il frame di un Barbatos R100. Per chi si fosse collegato ora, vi aggiorno sulla situazione. Allora... solita scannata del sistema. Cominciamo a allontanarci un po' dalla stella. Andiamo a vedere cosa troviamo qua. Il problema è che non avevo né fallito né... Ah! Oh! Sì, può essere. Chissà cosa gli è passato per la testa a al gioco, ma... boh. Ok, allora vedo battuta beacon. Via. Vabbè, battuta beacon con un pianeta inesplorato là a fianco, quindi perché non andare lì e andare a vedere cosa troviamo. Tanto siamo 1600 ls, motori a tutta manella, velocità smodata e andiamo avanti. E vediamo cosa sarà. Ciao Alberto, benvenuto nella diretta. Andiamo ad esplorare. Oh. Ah. Vabbè. E tutto alla fine si riduce ad un trial and error. Io adesso sono proprio in relax, tranquillo stasera. Non ho fretta di fare assolutamente niente, anche perché è stata una giornata abbastanza intensa, anche lavorativamente parlando. È stata non solo la giornata, proprio tutta la settimana che è stata un pugno nei denti, giorno dopo giorno. Quindi arriviamo qua, ce la scegliamo un attimino, ce la divertiamo e visto che sono nel mood giusto, vado anche a fare un po' di prove e varie cose. Comunque, Loop of Shame, woohoo! Ok. E dopo vado a recuperarmi il fitting della nave e devo ricostruirlo tutto su Coriolis e dopo lo faccio, e visto che mi chiedevate com'era affittata la nave, e dopo vi metto il link sia nella diretta precedente che in questa, se mi ricordo. Se non dovessi farlo, ricordatemelo magari nelle puntate precedenti o fatemi un fischio su Discord. Tanto che mi avvicino, come vedete i moduli sono tutti orientati, a parte i cosi là, sono tutti orientati. Perché c'è? Ok, sono tutti orientati al jump range e alla leggerezza, o comunque alla speed, alla velocità. Guardiamo i motori, per esempio vado a prendere i thrusters CD, ecco, per esempio anche qui non sono in ordine, sono mongolo, scusate, devo fare show info. Ed eccoli qui, Dirty Drive, Drag Drives, giusto per dire, sono i motori più veloci che si possono trovare. Ah, signore. Ci ho spento i motori mentre ero in volo. Non è stata una bella cosa da fare. Mongolo io. Dai gioco. Tanto mi diverto a impazzire il... Ok, mi divertiva un po' ad impazzire la Wii, tanto non ho nient'altro da fare nel frattempo e nel cose. Tra l'altro, piuttosto di tutte le menate che hanno fatto nella user interface della Galaxy Map, avrei preferito, non so voi, questo ditemelo voi, piuttosto se potevano lasciarla come prima e aggiungermi le rotte. Io preparo una mia rotta che voglio seguire, me la salvo in un nuovo pannello rotte, ok? Posso da dove sono fare un'autoroute, quindi una rotta fino al punto di partenza, e da lì iniziare le mie rotte. Penso che per tutti i trader e tutti gli esploratori una cosa del genere sarebbe stata molto comoda, no?
O sbaglio? Se per esempio ho una rotta preferenziale per partire da qua e arrivare, che ne so, fino a Colonia, magari la copio e incollo da un sito con un determinato formato, la butto dentro e ho la mia rotta bella che è fatta. Premi, segui rotta, fum e via. Se devo deviare, riprendi rotta dall'ultimo punto, fuma e riparti dall'ultimo punto che ho, in cui ho messo il marker. Fine? No? Che ne pensate? Cioè, piuttosto di fare milioni di cose allucinanti, queste piccole cose, secondo me, tante volte cambiano il gioco da così a così. C'è poco da fare. Ok, comunque, comunque. Andiamo a lanciare un po' di sondina anche su questo sasso. Oh, ne ho lanciate 3 troppo vicine. Miss e via. Le lancio a caso e non ho nessun particolare modo di lanciare le sonde. Ah! Efficient target bonus. Vabbè, sono stato bravo a lanciare le sonde. La nuova mappa ha un paio di cose utili, il resto brutto. Sì. Cioè, non è tutto brutto quello che hanno fatto sulla nuova Galaxy Map, non capiamoci male. Ci sono anche delle cose apprezzabili e via discorrendo, però altre cose proprio non mi sono. Per esempio questi map mode, devo imparare visivamente ogni icona, se no poi mi perdo. Quando chiudo non ho più i riferimenti del codice colori delle cose che sto guardando, quindi devo continuamente stare lì ad andare là a vedere, poi mi basta spostarmi un attimo qui e già perdo quello che era il tipo di cosa che stavo guardando, quindi devo tornare indietro, ricordarmi dove ero, quindi map mode, cos'era? Economy, ok, quindi devo riselezionarlo, cioè ci sono una serie di cose che non vanno bene. Poi quando clicco qui, sì, ok, Planet Information, ma dopo, cioè, era più bello il pannellino qua. Comunque vabbè, alcuni sono gusti personali e preferenze, niente da dire, altri sono proprio cose obiettive e oggettive. Comunque, vediamo cosa troviamo. Minor Wreckage, Active Power Source e altre cose. Proviamo questa Active Power Source, ma giusto per vedere. Dai, motori a tutto 75%, andiamo a vedere. Tanto siamo qui per vedere cose, quindi chi lo sa cosa troveremo lì. Sì, ero un po' veloce, regoliamo un po' la speed, ok. Ah, ok, super. Allora, un'altra cosa. Adesso abbiamo l'analysis mode e il combat mode. Però il ciclo che facciamo sui fire group è lo stesso. Ma fatemi ciclare le armi in combat mode e al di là di alcune utility da combat che possono essere sia, ma gli scanner in analysis mode. Così mi riduco il numero di cose che devo ciclare se devo cambiare il gruppo di fuoco o i sensori e quelle cose lì. Cioè, questa cosa è una bella idea, ci sta, ma fatela bene. Ok. Vabbè, mia piccola considerazione. Magari sono piccole cose, però piuttosto di fare cose gigatroniche, sistemate queste piccole cose. La gente è contenta, io sono contento, voi siete contenti, ci divertiamo tutti insieme in un gioco che viene pulito e ottimizzato anche nella sua quality of life, delle funzionalità e nelle varie cose, e dopo pian pianino personaggino che cammina, poi magari mi aggiungete la prima arma, le prime missioni e si scala pian pianino, un po' alla volta, no? Comunque, vabbè. Allora, torniamo sulla chat, vedo Andrea che mi scrive: tu devi pensare che quello che ha creato l'interfaccia è laureato ad Oxford, può fare una cosa semplice. No, dai, davvero? Ma io penso che le lauree oggigiorno siano pure pagliacciate. Tu ti memorizzi su. Adesso non ho niente con chi si laurea, ragazzi, tanto da studiare, ho fatto anche io il mio percorso universitario. Il problema è che
non è solo quello che tu apprendi su un pezzo di carta. È anche qui dentro. Qui dentro la capacità organizzativa e cose del genere. Studiare e memorizzare è una cosa. Capire e organizzare è tutt'altra cosa. Ok? È tutt'altra cosa. E purtroppo è sempre peggio. È sempre peggio. È sempre peggio. Adesso niente da dire, ma tipo in università da me, io ho visto gente che è uscita laureata col 110, non sapeva scrivere una riga di codice. Gli esami facevi imparando a memoria tutto, vabbè, non col 110 per carità, però, ok. Allora, vedo degli skimmer che skimmerizzano intorno a questa power source. Vediamo se... non riesco neanche a tracciarli. Perché no? Sono comunque degli item volanti. Si incacchiano secondo voi? Ok, siamo nella trespass zone. Non li vedo arrabbiarsi. Che tipo di missione può mai essere questa? Non vedo nulla da fare a piedi però. Piano. Però vedo una cosa attiva lì. Che dite? Ci proviamo a scendere a piedi? Che cazzo è successo? Scusate? Che cosa è successo? Sì, non so qual è il modo di dire. Allora, Andrea, non so qual è il modo di dire, però sì, sono cose assolutamente inutilmente complesse, overcomplicate senza nessun motivo. E vi dirò di più, è più intelligente è più intelligente e difficile creare una cosa semplice da utilizzare, lineare e fluida, che non una cosa così convoluta e, e ipocrita. Chiamiamola così. È una user interface ipocrita, chiamiamola così, che vuole essere intelligente, ma non lo è. Ma non lo è. Ok. Ecco. Non ho capito assolutamente cosa è successo, mi si sono spenti i motori per non so quale motivo. Landing gear. Ok, qui non posso atterrare, qui sì. Vabbè. Quegli skimmer non stanno facendo assolutamente niente. Ah! Mamma mia. Ok, grazie Andrea per la chiarificazione. Ok, sono mongolo io, dai. Non avevo colto. Però effettivamente sì, c'è gente laureata che comunque produce questi contenuti. O che si spaccia per user designer e via. Penso che la power source sia questa, ma non ho niente da fare a piedi qui perché non vedo pannelli, non vedo assolutamente nulla. Cos'è? AR9 C-Class 2003. Sembra quasi tipo un lanciamissili, un silos con i missili dentro. Che dite? No, qua non c'è un cacchio. Qua non c'è un cacchio. Per il discorso di prima, come vi dicevo, che si overlappano, quindi si sovrappongono le missioni Horizon da fare con col trabicolo a rotelle e le missioni Odyssey e diciamo i point, sì, e i point Odyssey da fare a piedi. È un bunker, sì, qualcosa del genere, non ha niente a che vedere con quello che sto cercando, quindi ok, diciamo che questi power source, quello che sia, è meglio lasciarli perdere. Okay. Comunque sì, tornando anche un po' al discorso di prima, c'è gente laureata che studia
e progetta queste cose, e c'è altra gente laureata che dice sì, ok, vanno bene. C'è della gente normale, secondo me, che quando le prova ti dice no, non vanno bene. Assolutamente. Non so se avete avuto modo di dover reimpostare un'arma dentro una nave. Lasciamo stare. Ok, quindi Maca, questo non c'è niente. Andiamo al prossimo sistema. Poi per carità anche ogni tanto un tot di sfida cerebrale ci vuole, dai, perché no? Perché no? Se è tutto semplice e lineare, dopo diventa anche un po' noioso. Quindi un po' di sfida ci vuole, cerco dove andare a fare una cosa, per carità, assolutamente niente da dire. Ma guardate che roba. Allora, è un gioco. Dobbiamo considerare che è un gioco. Io ce l'ho un lavoro, ce l'ho una vita là fuori, qui mi piacerebbe mettermi lì in relax e nel 2021 dire ok, questa cosa la recuperi lì. Bene, cosa devo fare? Magari non lo so, lo scopro nel frattempo, ma so che almeno devo andare lì. Bene, prendo la mia nave a rotelle, ok, e vado lì. Fine. Muoio, ce la faccio, non ce la faccio, non importa, ma almeno so che devo andare lì. Ed ho il punto di partenza. Qui non abbiamo neanche quello. E se non andiamo a cercarlo, il punto di partenza, perdendo una settimana provando questo, provando quello, provando quell'altro, non ci arriveremo mai. E allora si prega Dio che qualche altro giocatore lo faccia e faccia un video o metta una guida online da qualche parte, perché se no devo perdere una settimana della vita mia solo per capire da dove partire. Capite che tanti giocatori normali ti dicono ok, ti mostrano l'ombrello. Ed è per questo, secondo me, che in questo gioco è rimasta solo una certa quantità di giocatori molto legati al gioco. Ok? La famosa player base è molto di nicchia. Perché un giocatore generico, quando si scontra con queste cose, ti dice no. Preme esci e ciaone. Io proverei quella cosa di prendere una missione di riparazione, poi ti fotti il power regulator. Sì. Potrebbe anche essere... Dai, facciamo un ultimo scan di questo pianeta. Se trovo qualcosa, bene. Se no andiamo a vedere una missione o qualcosa del genere. Anche se ci danno le multe, chi se ne frega. Sì, come in No Man's Sky che ha gli elementi e tutto il resto deve... che ha gli elementi e tutto il resto deve dove trovarli, su quali pianeti sta quell'elemento solo selezionando sullo scanner. Esatto, so che il pianeta verde ha quella roba lì, il pianeta acido ha quelle altre robe lì, il pianeta atomico, ok, ha l'uranio. E tante volte vado anche per logica. E perché no? E perché no? Ok, dovremmo essere abbastanza vicini, quindi ne mettiamo una lì, ne mettiamo una lì e ne mettiamo una lì e vediamo che succede. Tanto mi avvicino un altro poco. Ah, di già? Va bene, dai. E ci siamo presi anche l'efficiency bonus. Meglio così. Ciao Nemo, bentornato. Beh, tranquillo, nessun problema. Grazie anzi per essere tornato. Allora, ho 2 minor wreckage threat 1. Proviamone uno e via. Tra l'altro, come vedete, ci sono ancora i vecchi settlement, quelli da fare con il trabicolo a rotelle. Se io entro dentro qua a piedi ho dei seri problemi a farli, cosa che potevano fare tutto assieme, ma vabbè. Comunque proviamo questo minor wreckage threat 1 e via andare. Ok, si è spenta di nuovo la fotocamera.
Allora, la ripristino subito, mamma mia. Purtroppo ragazzi bisogna che sia io che chiedo un po' di pazienza anche a voi. Questo mese proprio non ce la faccio a fare altri ordini. Purtroppo sono passato dal meccanico e non è stato un bel momento. Ho dovuto fare il tagliando alla macchina e poi mi dice ho sentito un rumorino e ho visto una piccola perdita di refrigerante. Ciao soldi. Ciao. Fly. E quindi dai, sto mese finisce un po' così. Mese prossimo, nel caso, vedo di piazzare l'ordine. Ho già visto magari una cam decente da mettere su. Devo tornare. Non potendo giocarci, devo tenermi a giocare seguendoti. Perfetto, dai. Beh dai ragazzi, sapete che mi fa sempre piacere quando mi seguite e va bene così, dai, e poi prima o poi Nemo tornerai anche tu in gioco, dai, non ti preoccupare, non ti preoccupare. Si tratta solo di avere un po' di pazienza e poi per carità, perché no, magari ci troveremo anche in gioco a scorrazzare in giro e provare a fare qualche missione. Se vorrai, sai che adesso che sono tornato nella bolla sono disponibilissimo a rientrare in gioco per vari e svariati motivazioni. Alla fine giocare in gruppo o in elite è bello, ci si diverte sempre un po' di più quando si gioca in gruppo dentro questi giochi. Sto notando lo zoom della telecamera, è veramente zoomata. Eccola qua, la zoom un attimo un po' più fuori. Ok. Nel frattempo andiamo avanti. 15, 14, 13, 12, mi schianto. No. No. Mamma mia. Ho fatto un drop veramente vicino, sono sorpreso. Pensa che a fare il tagliando invece della macchina lo sto facendo io. Ah, oh, ok. In bocca al lupo, in bocca al lupo. Ok, piano e con calma, dolcemente. Fermo un attimo. È proprio piatta questa nuova Planet Tech. No? È proprio... Non lo so. Sarebbe da rilogare con Horizon, in versione Horizon e vedere, però dai, tanto andiamo avanti così. Ok, threat 1, ci sono cicciopanzi qua in giro, che cos'è? Sì, c'è un cicciopanzo là. Allora. Ok, c'è più di un cicciopanzo. Sono due cicciopanzi. Fuori uno. E fuori due. Non perdo neanche tempo. Ce ne sono altri? Ok, allora vedo già. Ah, è un SRV quello. Ok. E il SRV non ha i power regulator, se non mi ricordo male, neanche quelli spenti. Però dentro quella cassa potrebbe esserci della roba interessante. Ok, allora vediamo se nella cassa c'è della roba interessante, poi ci fermiamo e andiamo a prendere magari una missione, dai. Vediamo cosa ne viene fuori. Che ore sono? Oddio, no, non faccio tempo a provare la missione, ragazzi, stasera purtroppo. Ok. Sti pianeti con queste texture mi mettono ansia. 600 crediti erano 2 rubagalline. Porca puttanella. Ce ne sono altri. Ho detto una parola brutta. Guardate come mi hanno già fatto fuori gli scudi. Ok che gli scudi di grado 3 sono degli scudi di cartapesta. Ma cazzuola. Cioè, giusto per fare un paragone, è come sparare con un fucile a pallini contro un carro armato. Gli fate niente? No, non gli fate niente al carro armato.
Dove è andato a finire il... No. Cioè... Scusa, gioco, scusa. Cioè, devo orientarmi visivamente perché non vedo più il punto dove devo andare? Se c'è un'altra ombra vuol dire che c'è un'altra nave da qualche parte. Pazzesco. Ok. Cioè, uscendo dalla nave ho perso il target. Ok. Detto tra noi, qua in ospedale non c'è un granché da fare. Ogni volta che ti becchi una live o una festa, collego il portatile e via. Ah, dai, ok, Nemo, sono contentissimo. Dai, ti tengo un po' di compagnia e ci facciamo anche due risate e ce la giochiamo un attimino. Dai, 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 dai. Abbi pazienza, dai, che passerà anche quello. Un in bocca al lupo grande come la galassia di Elite e dai, vedrai che prima o poi ci troviamo in gioco, dai. Ok, intanto... Ah, 1 di 16. Reloading. Guardate come mi fanno fuori gli scudi. 750 crediti quello. È ancora vivo, sì. No, 950, questo valeva un po' di più. Questo valeva un po' di più, un po' di più. Poca roba comunque. Ok, allora quello deve essere stato il respawn e quindi dovremmo essere a posto d'ora in poi. Un'altra cosa, ragazzi, perché non ci hanno dato la possibilità di lootare i nemici che abbattiamo. Magari qualche materiale in più non avrebbe fatto schifo, no? Ok. Ok. Sollevo le mani? No, non va bene. Troviamo un altro spot dove parcheggiare. Ok, c'è qualcosina qui. Beh? Beh? Gioco? Oh! Alleluia! Ah, grazie Andrea, ma nulla. Ok. Ok. Ok, dai, bene. Grazie Nemo per l'aggiornamento. Dai, 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 dai. Siamo delle rocce. Ok, siamo delle rocce, non ci abbatte niente. A meno che non usciamo dall'astronave. No, dai, scherzo. Ok, adesso ho perso... Eccolo là. Perché ovviamente non ce l'ho neanche tracciato sulla bussola. Sia mai, perché no? Perché mettere in bussola il target che magari avevo sulla nave o fare magari anche uno scanner simile a quello che c'è nell'SRV, why not? Dove l'ho sparato sto ciccio panzo qua? Così, alla tuta antigravità. Tranquillo, eh. Ah, ok, è il dentro della tuta. Guardiamolo in faccia, così vediamo anche da vicino questi tizi, la tuta che hanno e l'equipaggiamento che gli hanno messo addosso. Vabbè. Cosa troviamo qua?
Compact Library, Gmez, Infinity. Ok. Tanto qui non c'è power regulator, non c'è niente, ci sono solo i soliti materiali. Potevano fare un'area di fusione un po' più grande dentro sti robi. Elettromagnete, sempre i soliti materiali. Sono anche stufo di vederli. Sti materiali qui. Dai! Oh, ce l'ho fatta. Circuit switch. Ok, e niente da fare, basta. Leviamoci da di qua. E via. Ok. Quindi niente, finché non riuscirò a trovare un posto adeguato dove recuperare sti power regulator, mi sa che l'unica è il discorso delle missioni, come dicevamo prima. E purtroppo... Ah, bene, grande. Sì, dombrete, sprisseto, graspeta e via. Diciamo che non c'è niente che la grappa non può curare. Dai. Ok. Vabbè, qui abbiamo finito. Vado ad attraccare sullo spazio coso più vicino. E dopo vado a chiudere perché vado a chiudere. Battuta beacon. È un outpost. Ci sta. Andiamo a battuta beacon, che ovviamente è di là. Quindi ci lasciamo a 90 gradi qui. No, aspetta. Orientiamo la nave a 90 gradi rispetto alla superficie planetaria. È un po' brutta detta così. Era un po' brutta detta così. E avanti. Comunque dicevi di lottare i nemici, però credo che sparandogli sopra i missili non penso che rimanga granché da lottare. Beh, effettivamente se gli spari un missile dalla nave, quelli non è che restano belli intatti. Però comunque no, non si lottano i nemici neanche se gli spari con le armi normali. Purtroppo è una cosa che non succede neanche nella normalità di uno scontro a fuoco. Purtroppo così. Considera che non hanno messo neanche la gestione dei proiettili, quindi tu non li compri i proiettili, la nave ti dà auto, che non è male da un certo punto di vista, però i proiettili sono gratuiti su questo gioco, quindi la nave te ne dà all'infinito, i settlement hanno delle casse per terra da cui li raccogliete all'infinito qualora doveste essere su un insediamento, e quindi problemi zero per i proiettili, quindi razzi, lanciarazzi, altre cose, non preoccupatevi. Su Star Citizen è diverso, li dovete comprare, quindi dovete gestirvi un po' più oculatamente l'equipaggiamento. Sono due giochi diversi, fanno la stessa cosa in due modi diversi. Che ce vuoi fa? E che ce vuoi fa? E cosa te vuol fare? Detto proprio in Veneto. Visto che abbiamo anche un altro mastro veneto che ci segue. Che dopo ovviamente sono le varie inflessioni che cambiano da zona a zona, però più o meno i soldoni, il modo di dire è quello. Ciao Ray, benvenuto. Ok, siamo in direzione battuta beacon, che stavo andando a chiudere un attimo la diretta, però non lo so, sono indeciso se magari provare anche a vedere se c'è una di quelle famigerate / famose missioni. Mi è passato un missile davanti. Ok. Ok, a che pad mi mandi? Probabilmente a quello, pad 03. Che poi sì, effettivamente con questa avionica meravigliosa che c'è dentro questo gioco, non capisco perché non l'abbiano sfruttato un po' meglio per farci volare di più
e in condizioni veramente più interessanti. Perché mi ricordo all'epoca, quando uscì Elite, mi divertivo tantissimo a fare il contrabbandiere, infilandomi dentro gli spazioporti a velocità smodata per poi atterrare, cercare di fare il famoso fast landing e mi divertivo davvero 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 parecchio. Quindi sarebbe stato bello e mi sarebbe piaciuto vedere un miglioramento, quindi un'aggiunta di queste cose qui, di queste meccaniche qui, in modo da potermi divertire a sparare una nave leggera con materiali di contrabbando d'altissimo valore, rischiando il linciaggio dalle forze dell'ordine del gioco, perché giustamente è così, ma yeah! Comunque, ecco, questa cosa non la capisco. Hanno cercato di essere simulativi con i meccanismi di esplorazione. Sì, c'è tanta confusione dentro Frontier. C'è tanta confusione lì dentro. Non vedo un... Scusate. Che ti faceva schifo sederti lì? Beh, effettivamente. Cioè, uno, non sei neanche allineato col sedile. Scusate, devo fargli uno screenshot. Allora, gli accendiamo anche la luce. Ok. E facciamo un bello screenshot. Ah, Fly. Facciamolo magari anche da di qua, che così lo uso magari come thumbnail della prossima diretta. Di qua sembra però che sia seduta, non va bene. Facciamo così e F12. Tra l'altro, guardate che cosa strana l'ombra. Lo vedete? Pazzesco. La vedete l'ombra com'è fatta? Eccolo qua, qua lo vedete perfettamente che l'ombra è praticamente questa silhouette dietro il personaggio e per di più, ok, se la tolgo l'ombra della flashlight sparisce. Che cose strane, che cose davvero 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 strane. Vabbè, così per dire. Eh sì, per quel personaggio probabilmente la gravità non esiste o funziona a modo suo. Support. Mamma mia, cos'era? Non erano le missioni di restore. Non erano queste missioni. L'ombra renderizza solo quando ti avvicini. Sì, con la flashlight sì. Giusto per vedere. L. Ok. Quest'ombra è l'ombra che viene generata, eccola lì, dalla flashlight. Ok, la vedete proprio dietro? Eccola lì. È un po' un artefatto, un po' un trucco visivo per far sembrare in distanza, quando io illumino queste cose, che abbiano un'ombra dietro, ma è proprio così. Un po' di effetto parallatico, viene posizionata in base alla sorgente di luce. Qui siamo a malapena a 60 fps. Non commento. Sono piccole cose, per carità, non è che mi frega più di tanto se in un gioco vedo questa cosa qui, ma poi, cioè, no, vabbè, non vado neanche oltre. Non vado neanche oltre. Scusa, stai giocando a nascondino? Questo screen è migliore anche di quell'altro, un attimo che lo becco. F12. Quello è morto lì. Questo
è preoccupato perché sa che da lì non uscirà mai più. È bloccato qui per il resto dei suoi giorni. Guardate che faccia triste e sconsolata che ha questo NPC. Questo l'ha data su. È proprio morto qui in posizione. Non ne vuole proprio più sapere. Anche perché non potendo più muoversi... Ma forse questo è morto qua. No, è ancora vivo? Ma gli manca poco, sicuramente. Lui è preoccupato perché vede la fine che ha fatto quell'altro. Vabbè, tu invece sei molto contenta perché sei l'unica seduta abbastanza... Scusate, devo screenshottarle queste cose perché... Mamma mia. Eccoli. 2021. Stato dell'arte. Oh, non ero accucciato. Sono riusciti a sbagliare a piazzare pure questo? Lo notate? Ok, anche questi hanno quelle ombre finte. Sì, sono dei trucchetti che si usano comunque nel rendering, certe pose plastiche. Sì, sì, beh, ma è... Boh. È boh. No, ho sbagliato. Non sono in Star Citizen dove il personaggio si orienta correttamente sul monitor. Allora, dai, andiamo velocemente a vedere queste missioni. Allora, procurement, vediamo. No, no, non erano queste. Operation, forse? No, assolutamente. Ecco qua. Fetch the personal document from a settlement. Threat level 0. Quindi in teoria almeno questo mi dà un settlement dove andare, non ho threat level e in teoria dovrei poter andare là a inguattarmi il power core di quel coso. Che dite? Ci proviamo? Ma sì, dai, facciamo una robetta veloce. Vabbè, eccolo qua. 100.000 cucuzze di penalità su una missione a 50.000 cucuzze. Dev. Dai. Sì, 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 sì. Ok. Ok. Ah, ok, devo fare exit. Ah sì, poi tra l'altro fate anche molta attenzione perché abbiamo la gestione del loadout, ce l'abbiamo qui. Sulla nave possiamo solo mettere o togliere i loadout configurati da qui. Fateci molta attenzione perché può essere estremamente fastidioso se sbagliate a mettere un'arma o se sbagliate a fare un setup qui dentro. Fateci estrema attenzione. Tra l'altro volevo anche cambiare la mia pistola perché ho visto che c'era qualcosa di interessante. Vediamo se c'è un venditore di armi qui. Cambio la pistola e dopo partiamo per la missione. Ehi? Va bene. No. Scherziamo? Sono troppo distante dal... Ovviamente non posso saltare dentro. La tentazione di quit to desktop era alta, molto alta. Non mettete il trigger sull'NPC. Mettete il trigger sul bancone. In modo che siete sicuri al 100% che quando un giocatore arriva lì si apre l'interfaccia. Piccole cose stupide che risolvono problemi. Eccolo qua. Ah, ok. Sì, perché ovviamente non tutti i settlement hanno tutte le armi, né di tutti i livelli, perché sapete, c'è una cosa, che potete comprare anche le tute di grado 2, alcune stazioni le vendono. Quindi devo informarmi che stazione la vende perché mi sto rompendo i maroni a fare l'upgrade della tuta. Cucuzze ne ho.
Ok. Dov'erano gli ascensori? Forse qua dietro. No. O forse sopra erano. Eccoli qua. Eh sì, Andrea, sì. Adesso vi faccio anche vedere. Alla faccia del fatto che Frontier aveva detto: tranquilli, avete gli armadietti nelle navi e potete stipare tutti i loadout come li volete, ma non li potete cambiare, li configurate sulla base e andate sulla nave e così sono e così ve li tenete. Dopo ti faccio vedere. A meno che non ho sbagliato io, perché non sono perfetto, non conosco ancora tutto di questo gioco e di questa nuova espansione, quindi posso sempre sbagliare. Mi sono sbagliato in passato, mi sbaglierò in futuro e può essere che mi sto sbagliando in questo momento, ma da quello che ho visto e provato nella sezione della gestione del loadout del mio personaggio... Ah no, eccolo qua, appunto, chiedo scusa, mi ero perso quel tasto, errore mio. Andiamo a vederlo subito. Perché avevo guardato qua e ho detto, ah sì, no, e ciò che se non faccio così non vedo bene. Ok, allora, manage loadout, vediamolo qua, heavy duty. Eccolo qua, no, si può fare anche dalla nave, chiedo scusa. Scusatemi ragazzi, ho detto una boiata atomica. Ok, non l'avevo visto prima, dai. Errore mio, chiedo scusa. Scusa Andrea, è stato un errore mio. Allora, intanto andiamo a vedere, guardate, le multe si sprecano. Non ne pagherò neanche una di quelle possono stare lì a marcire per il resto della mia vita dentro Elite. Infatti Andrea, scusami, è stata purtroppo colpa mia. Avevo provato a vedere questa cosa l'altro giorno, non ho fatto caso a quel tasto, mi era rimasto impresso il fatto che non potevo cambiare i loadout, mi erano girati i maroni e avevo chiuso tutto. Purtroppo ogni tanto la mia emotività mi fa vedere cose che... Ok, sono passato a 30 fps, vabbè, ok. Magari se spengo i landing gear. Ok, bene. Vabbè dai, siamo anche vicini, 49 ls e... ok, mando un attimo un messaggio, abbiate pietà perché sennò la mia GF Virgi mi dirà un sacco di parole, no, non devo chiamarla, la chiamo in diretta, poi figuriamoci, è ancora più contenta, frena! L'avviso che finisco una cosa e poi la chiamo. Scusate un secondo, finisco una cosa e ti chiamo. Sì, ogni tanto anche lei segue le dirette di Elite. Non è un gioco che le piace particolarmente, quindi per fortuna, devo dire per fortuna, perché si sta risparmiando davvero tanta frustrazione purtroppo in molti momenti, perché la mia frustrazione più grande qui dentro è vedere una cosa che ha delle potenzialità spaventose, perché il gioco è bello il gioco. Poi se avete un VR, magari 3 monitor o come Nemo la bella postazione e tutto, è immersivo, vi ci perdete dentro e le cose proprio di base sono lanciate alle ortiche. Per quello che dicevamo prima, queste cose inutilmente complicate, che sono neanche intelligenti, sono solo burocraticamente assurde, che rovinano il gioco. E vabbè. Ah, te le ricordi Andrea le live su PUBG con Virgi? Guarda, glielo dico, appena la sento dopo glielo dico e se volete, dai, giusto per spezzare un po' la monotonia, ogni tanto le dico se magari anche quando ha possibilità si
carico PUBG e la metto qui a giocare. Non vuole farsi vedere in telecamera, quindi la sentirete solo come voce dietro. Lo so già, purtroppo, ragazzi, non chiedete di vederla in telecamera perché potrei rischiare di tutto. Ecco, come vedete l'ho appena detto e la cam ha deciso di spegnersi di nuovo. Tranquilli, la tiro su subito. Eccola qui. Mi serve un attimo. Non so se è un timeout sulla fotocamera o se è un timeout sul software che gestisce la fotocamera. Questo non l'ho mai capito, ma prima o poi metto di qua una bella webcam fatta bene e la oriento come Dio comanda e poi quella verrà gestita meglio. Anche perché l'illuminazione qui non è delle migliori e vabbè, è un po' così. Comunque. Andiamo. Dai, sono anche... Silva Astrophysics, di nuovo sulla parte oscura del pianeta. Ok, sono un po' disallineato, ma recupero. Guarda, l'ho già controllato. Ho già controllato il discorso dell'autospegnimento e del risparmio energetico nella fotocamera ed è impostato su non spegnerti mai. Penso che sia una cosa del software della EOS qua che sto usando. Non nasce proprio per fare queste cose sta fotocamera. E la sto recuperando per avere questa cosa qui che era da tanto tempo che volevo fare. Infatti sono contento di aver almeno fatto questo setup di base, ma dopo verrà cambiata per qualcosa di fatto apposta per... Ok. Adesso cerchiamo di fare le cose da bambini bravi. Mi basta frenare. Che dite? Facciamo il request do? L'ho già fatto. Ok. Ciao Side, benvenuto a Side Effect. Allora, guardo la chat, 1500 ore su ID, ma l'ho mollato da mesi perché mi stava diventando un lavoro solo grindare ore e ore per i materiali, moni, eccetera. Da questo punto è anche peggiorato. Purtroppo Side, sì. No, obiettivamente, qualsiasi cosa si voglia dire o difendere dentro Elite, obiettivamente è così, sì, è tanto grinding, è tanto farming. È stata un po' la cosa che ha portato anche a me ad allontanarmi per un gran bel pezzo da Elite. Adesso sono rientrato con Odyssey perché ho detto vediamo, e però purtroppo sto notando che adesso qua dopo 4-5 giorni in cui sto cercando alcuni materiali, so che sono giocatori molto più bravi di me che in mezza giornata hanno fatto tutto. Io non sono un pro player, sono un normal player che sta cercando di tirare a campare nel gioco, magari potenziare un po' l'armatura. Dopo una settimana non ho ancora fatto un upgrade che sia uno, perché non trovo questo, non trovo quello. Nelle poche ore che posso dedicare, che sono quelle che vedete in diretta, è così. E appunto, come dicevo prima, quello che è la mia frustrazione, il fatto è che il gioco è figo. Cioè, potenzialmente è strafigo sto gioco. Ok. Allora, io adesso sono su una missione dove devo fare non mi ricordo cosa. Ma le missioni? Ah, eccola qua. Allora, devo trovare i personal document from the settlement. Target settlement Silva bla bla bla, personal document 1 di 1. Close. Ok. Sto pensando a una cosa. Potremmo provare questo? Ciao nave. Adesso siamo da soli. Che così se muoio, amen. In teoria dovrebbe respawnarmi nella nave.
Sono amici o nemici? Il threat era 0. Ok, deve scansionarmi. Sto fermo. Bella tuta da combattimento però. You pilot fed types are usually busy. Always legal work, right? I thought commanders always respected the law. Get going. Ok, fate questa cosa perché sennò si incacchiano a morte e vi fanno saltare per aria. Giusto, il guaio è che fanno tutto questo sulle spalle nostre che siamo appassionati al tema, sì. Sì. Quello che mi stupisce è che nonostante tutto questo, a me Elite piace un casino e dopo un po' di decontaminazione devo rigiocarci. Sì ragazzi, perché ci piace lo spazio, ci piace il tema spaziale. Niente, mi faccio i fatti miei, tu fatti i fatti tuoi. E mi piace il tema spaziale, ci piace il tema spaziale, ci piace questa cosa qui, ok? Perché no? Ok, non ci sono tante alternative. Ok, vediamo. Ok. Hey, put that thing away. Good. I'm glad I didn't have to take that any further. Ok. Perché quello che stiamo cercando di fare è abbastanza illegale, quindi il cloning tool bisogna fare molta attenzione ad usarlo. Ma gli NPC sono abbastanza stupidi, quindi possiamo fare così. E abbiamo un security profile di livello 2 adesso. Ok. Quindi vediamo dove possiamo entrare. Qui basta un 1. Vediamo cosa possiamo inguattarci da qua dentro. Ok, questo è un 1. Siamo già più meglio di lui. Ciao. Non pensare a me, sono qui che sto facendo cose. Ok, dai, vediamo se riusciamo a fare qualcosa. Allora. Power Center. Power Plant. Ok. Da qui potrei anche cercare di trovare dove sono i vari cosi. Ok, medikit ne abbiamo. Ah, ok, siamo... Cosa c'è qua? Encrypted memory chip. Illegal. Steal asset. Grazie. No. Ah, scusa. Ah, non è una porta di ricarica quella. Epinefrina e trasmitter. Ok, il gioco non ci dice se qualcuno ci sta guardando, quindi guardatevi sempre intorno prima di fare queste cose in questo tipo di missioni. Cosa troviamo qui? Compact Library. Ok, adesso abbiamo degli oggetti rubati. Se qualcuno dovesse scansionarci siamo fregati. Sappiavatevelo. Ok, serve un permesso di livello 3. Devo trovare qualcuno con un livello 3. No, quello è un 2. Questo è un 3. Ok. Sento dei messaggi. Ok. Sono solo contatti che entrano online. Posso farlo da qui? Yeah! Si è arrabbiato? No. No, non si è arrabbiato. Quindi volendo posso anche entrare qua dentro. No. Lasciami in pace. Non sto facendo niente. Si è arrabbiato? Sì, si sono incacchiati. E anche di brutto. Ok, si sono incacchiati di brutto, quindi l'unica cosa che ci resta da fare è levarci da di qua. Basta, sono praticamente morto perché sto settlement è enorme, pieno di skimmer.
fatemi fare una cosa. Ce la facciamo a fare una boiata? No, 14 secondi mi servono in cui nessuno mi spara. Non so perché si è arrabbiato il tizio là. Ce la facciamo? Ah, perché 14 secondi di nuovo? Guardate che roba. Sono praticamente morto. Ah, sti skimmer maledetti. Vabbè, sono morto, sappiavatevelo. E la diretta va a finire qui così. Guardateli qua. Ho fatto male a non lasciarmi la ship da qualche parte. Riuscirò a portarmene almeno uno con me? Sì, almeno uno l'ho fatto fuori, dai. Almeno uno l'abbiamo fatto fuori. Madonna, quegli skimmer. Ok. Ho sbagliatissimo. Sì, è una cosa incredibile. Oh, non ti mollano, non ti mollano. Bomba, granata. Come fanno a tirarle da di là non lo so. Ok, almeno gli skimmer ce li siamo lasciati alle spalle. Uff, uff, uff. Abbiamo fatto fuori? Parrebbe anche di sì. Ma dai, sono ancora vivo? Ah, per poco. Dov'è? Dov'è? Là. Ah, gli skimmer, maledetti. Pensavo di essermeli lasciati alle spalle. Perché non ho recall ship? Vabbè. Forse perché sono ancora in combattimento e questi cicciopanzi non apprezzano la cosa. Ah, non si vede il mirino. L'ho fatto fuori? No. Guardate come gli si ricaricano gli scudi, porca zeppola. Guardate che schifo di ombre. Boh, vabbè. Comunque. Alcuni siamo riusciti a tirarli giù. Mancava poco. Allora, ormai che ci sono lo tiro giù col laser. Via, fuori un altro. Ok. Ok, ho praticamente finito i colpi del laser. E quando finisco i colpi, ciao. Ok, ho ancora 216 metri da allontanarmi. Vediamo di farlo velocemente. Guardate, quegli skimmer sono una cosa incredibile, non ti lasciano un secondo. Vabbè. Cerchiamo di tirare... No! No! Pazzesca sta cosa. Cioè io per aprire la rotella smetto di camminare. Spero di trovare un sasso, una roccia su cui nascondermi, perché ho finito i medikit e sto anche finendo gli scudi adesso. Cioè, possibile che non ci sia un sasso, una roccia dietro cui proteggersi? Cioè, pazzesco. Quanto mi manca ancora? 25 metri. 25 metri.
Vabbè via. Scusate ragazzi, non stavo seguendo la chat perché ero un po' preso qua. Chiedo scusa, sto cercando di tirare a casa la pellaccia e uscirò e domani o dopo proverò a finire la missione con calma. Ok, posso richiamare la nave? Ok. Non avrei mai pensato di riuscire a cavarmela. Sinceramente. Oh. Vai via. Dai che non ho più colpi. 400 metri. Che poi non c'è proprio luce ambientale. Eccola lì. Che non c'è luce ambientale, non c'è niente. Cioè oltre il cono Dai. Oltre il cono con cui noi illuminiamo qua davanti non si vede assolutamente una cippa di niente. Ok, allora andiamo giù. Adesso il problema di quegli skimmer è che se cominciano a tirarmi sassi su sassuolate di laser sulla nave, io non... Boh, vabbè, dai. Dai, concentrazione. Siamo ancora vivi che non pensavo. La modalità FPS di sto gioco è ridicola e non è che sia molto entusiasmante, sinceramente. Di certo io non giocherei Elite per l'FPS. Ci sono milioni di FPS in cui mi diverto a giocare, in prima o in terza persona che siano. La parte delle Space Lag non avrei fatto queste cose adesso. Magari in un futuro, perché no, ma adesso... Ci stava la parte di esplorazione, di scansione dei materiali, cioè di scansione magari dei fenomeni geologici, quella roba lì ci stava tutta, sì. Ma fatto così no. Fatto così, purtroppo no. Però vabbè dai, oh ragazzi, sono riuscito a tirarmi a casa la pellaccia, guardate una cosa... Allora, comunque vedo perché il tuo era l'unico canale italiano serio a trattare il gioco, ovviamente prima dello scazzo. Grazie, sì, mi sono davvero impegnato all'epoca a fare dei video, delle guide, perché il gioco mi piaceva, mi ci divertivo sopra. Mi divertivo a fare le prove, a montare i video, a farvi vedere dove facevo le cose, come farle velocemente, magari un po' più efficientemente, o anche come divertirsi, su cosa puntare, su cosa no. Purtroppo... un po' alla volta la mia passione per Frontier, non per Elite, si è erosa. E... È stato un po' un problema perché anche tanti che seguivano il canale, ho visto anche nei commenti precedenti, c'è stato un po' di problema, anche un po' perché me la sono un po' presa io, sinceramente. Non avrei dovuto farlo, quello che sia, io sono un po' fatto così alla fine. E sto cercando di trovare delle cose belle anche dentro Odyssey nonostante tutto, guardate che mi stanno già sparando. Cioè, pazzesco. Sono a chilometri di distanza e mi stanno ancora sparando. Cioè, ma come si fa a essere positivi e contenti e felici di giocare in queste condizioni? Sono in una no weapon zone. Questi mi sparano per chilometri. Cioè, capite anche voi che è stato difficile. È stato difficile anche per me semplicemente ammettere e dover far mente locale su questo gioco. È stato difficile. Sono anche wanted adesso per di più. Pensa un po', ho ucciso i cicciopanzi di là. Guardate, siamo addirittura wanted in questo momento. Pazzesco, quindi se io torno lì e mi scansionano sono fregato. Abbandono la missione. Bam, un'altra multa da 100.000 cucuzze. No? No, beh, dai. Perché l'ho abbandonata e non l'ho fallita. Ah, hai capito. Bene. E adesso me ne resto qui a girare, a girovagare senza meta nello spazio vuoto finché non mi passa lo status di wanted. Allora, torno un attimo sulla chat che così andiamo a finire un attimo la diretta. Chiedo scusa se si vede solo una parte del mio faccione, ho il monitor di là. Sì, anche la parte
di esplorazione. Poi belle i geology site che hanno messo, niente da dire, ci stanno cose nuove da vedere, da visitare sui vari pianeti, effetti, delle cose che girano per lo spazio, ma sapete cosa manca? Manca quell'effetto freelancer a questo gioco. E ho la ISO di freelancer da qualche parte, perché adesso è scaricabile gratuitamente in giro. Quasi quasi una sera, un po' di nostalgia, quasi quasi una sera preparo una diretta sul buon vecchio freelancer. E vabbè, comunque, allora sì, tanti giocatori preferiscono l'esplorazione all'interno di questo gioco, ed è bella, ci sta. Anch'io sono andato a esplorarmi una nebulosa di qua e di là, dopo mi sono un po' stancato, ho detto cerchiamo di fare qualcos'altro, e vi ripeto, a me sinceramente sarebbe piaciuto poter fare il contrabbandiere dentro questo gioco. Era una modalità di gioco che mi piaceva, mi sarebbe piaciuto portarla avanti con un senso e tutto il resto, però boh, non ha senso fare il contrabbandiere, fare il trader, perché? Fare il miner, lo fate solo per fare soldi. È tutto un po'... trova il tempo che trova. Allora, miriamo un attimo questa stella. No. Ok, deve essere lì. Sì, perché c'è il nav beacon. Allora, andiamo pian pianino in direzione di questa stella, controllo un attimo la chat, e poi se in un futuro permettessero tramite le modalità di poter girare a bordo delle carrier, sarebbe bello, sì. Poi anche là le carrier dovevano mettere uno squadrone, una carrier, costa tanto, tutto lo squadrone partecipa, date un senso di esistere agli squadron, ok? E è tipo la capital ship, scusate, è tipo la guild hall o qualcosa del genere, no? Il castello della Gilda. Perché ho summitato? Perché sono pollo. Non mi avrete mai. Non mi avrete mai. Guarda, è già a 5 km, quindi non mi può scansionare. Ci hai provato, tizio. Ci hai provato. Allora facciamo intanto una cosa, me ne svolazzo sul sistema Anarchy e ce ne andiamo da questo coso dimenticato da Dio. Allora, dov'era che ero? Ok, sistema di coma. Torno indietro a casa nel sistema di coma. Anzi, ne vado a visitare un altro. Tiana. Va bene. Che così dovrei avere meno problemi, visto che adesso sono wanted. Per aver difeso la mia incolumità sono diventato wanted. Yeah. Vabbè, abbiamo scazzato nella missione, per carità, non c'è niente da dire. Comunque, torno sulla chat. Gioco prima di Horizon, gioco da prima, continuerò ancora, ma Elite piace, come dici tu, ma mi incazzo molto. Sì, sono nella tua stessa posizione. Un gioco che mi piace, mi piacerebbe portare avanti, fare altre cose, magari finire un FDL, portare avanti una mia carriera personale all'interno del gioco, come trader, come smuggler, come quello che sia, ma non trovo uno scopo. Poi dopo mi scontro con queste cose qui, e quindi ogni tanto ci gioco e dopo devo mettere una pausa, e dopo che ho messo la pausa, a quel punto lì magari ogni tanto rientro. Quindi penso che sia... Oddio, c'è una mega ship? Sì. Però andiamo a uno spazioporto normale, dai. È un po' così. Dispiace, sinceramente dispiace, sì, perché le idee ce n'erano di belle, di valide anche, tante cose sono dal core game, restano molto 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 belle da fare. Non ho, neanche Star Citizen ha un sistema così bello per configurare le navi e via discorrendo. Purtroppo il resto... oggi eri a Tiana. Ma pensa a te. Porca boia. Ok, attenzione che questo è un Vulture e il Vulture corre.
ma io posso mantenere quasi un 560 molto alto. Ok, e via. Poi anche il discorso delle interdizioni, belle, ma quando io ho un'anaconda e mi arriva un Sidewinder e riesce a interdirmi, mi girano i maroni. Comunque. Esatto, Nemo, ho difeso le mie incolumità e sono diventato un cattivo. No, beh, veramente avevo scazzato un attimino scansionando, non rispondendo a una richiesta di scansione dopo aver inguattato un po' di roba nella base. E non avendo risposto a quella richiesta di scansione si sono incagnati tutti e hanno cominciato a martellarmi. È come dire: rubo una caramella, mi tiri un missile. È che funziona proprio così, ok? Ricordiamoci vari giochi, anche Skyrim, ok? Mi dai la roba che hai rubato, mi paghi una multa, ciao, vattene via. Fine. Cioè, no? Cioè, alla fine, se non ho ancora ucciso nessuno intorno alla base, fatemi pagare una multa, mi togliete dall'inventario tutto quello che ho inguattato illegalmente e fine. Perché dovete rompere i maroni così? Perché serve tempo per sviluppare queste meccaniche e tempo oggi è una merce preziosa da chi sviluppa. Ah, poi stavo a prendere un carrier, meno male, ho guardato il tuo video. Ti sei risparmiato ore e ore di grinding per fare i 5 miliardi e ore di grinding per mantenere, perché dopo la fleet carrier va mantenuta. E quello non è stata una cosa che Frontier ha fatto per noi, l'hanno fatto per loro. Perché ovviamente se io devo mantenere una risorsa viva e attiva online, vuol dire che devo continuare a giocare. Se no perdo la mia risorsa. Il tempo investito per comprare i moduli, il tempo investito per potenziarla e tutto il resto, se non continuo a pagare le tasse di quella macchina lì, o sono fortunato e riesco a parcheggiarla in un'area dove quella fleet carrier riesce un po' ad automantenersi, ma se no devo sempre mettere un apporto mio umano, se no perdo la fleet carrier. Un po' come l'housing system di qualsiasi MMO, tipo Archage Online e altri MMO. Sono tecniche un po' subdole per continuare a tenere i giocatori collegati al gioco. Il buon vecchio Skyrim, esatto. Poi ho preso una freccia nel ginocchio. Ero un avventuriero come te, poi mi è arrivata una freccia nel ginocchio. Mamma mia. Che anche quel gioco era fatto male, non era fatto bene per niente Skyrim. Però con la modding community e tutto il resto sono riusciti veramente a inanellare una cosa un po' carina, tutto sommato. E vi parlo un ex giocatore di Morrowind dell'epoca, ok? Morrowind finito svariate volte, esplorato praticamente tutta la mappa, ho fatto di tutto dentro quel gioco. Le espansioni le ho giocate un po' meno, però ho fatto di tutto dentro quel gioco. E Skyrim per me è già stato un downgrade rispetto a Morrowind. Comunque, pad 38, eccolo là. Ok. Sì, esatto, Nemo. Gestione delle carrier come le tasse. Poi ci sono modi vari ed eventuali per bypassare alcune tassazioni, alcuni costi della carrier, ma alla fine è solo un modo per Frontier per tenervi collegati nel gioco, se no non l'avrebbero data una ad ogni giocatore. Se fossero stati seri e onesti ne avrebbero fatta una per squadrone. Avere la bella base mobile fatta bene, la tua guild hall, ok, mobile, sarebbe stata una figata. Sì, lì davano un senso agli squadroni, davano un senso a tante varie cose, ma invece no. Comunque, Achille l'aveva presa sul tallone. Skyrim divertente, comunque il secchio sulla testa alla gente. L'abbiamo fatto tutti. Ehi, quanto costa questa cosa? Beh, 10 cucuzza. Grazie, ciao. Sì, me lo ricordo, il secchione sulla testa, mamma mia. Un sistema di stealth assolutamente broken. Però vabbè, dai, ti divertivi. Questo è l'importante, divertirsi nei giochi. Questo.
Sì, già Oblivion era stato un downgrade, sì. Sì, infatti non l'avevo giocato proprio per quel discorso lì, poi quando ho visto che avevano messo il cash shop con l'armatura del cavallo col DLC a pagamento, perché i DLC a pagamento, scusate, le microtransazioni sono nate dentro Oblivion, con l'armatura del cavallo. Lì sono nate le microtransazioni. Una cosa odiata all'epoca dai giocatori, ma amata dalle compagnie. Ok, si è spenta la fotocamera di nuovo. Quanto è che siamo? Urca boia! Ragazzi, diretta lunghissima stasera, davvero una delle dirette più lunghe che ho mai fatto. Mamma mia. Ed è anche ora di chiudere perché devo andare a salutare Virgi e... se no veramente domani devo farmi perdonare. Ok. Va bene dai ragazzi, parcheggiato, abbiamo parcheggiato, sbarchiamo dalla nave, andiamo a vedere come siamo messi, tanto ormai sono diventato per forza di cose wanted e... vabbè, è così, è così. Dovrò trovare un modo migliore per fare quei power regulator o per fare quei materiali. Se dovessi avere problemi penso che la mia avventura su Odyssey sarà di breve durata. A meno che non trovo finalmente qualcuno che mi dà una guida un po' più straightforward, perché io non ho sinceramente da perdere tutto il tempo che richiede questo gioco. 3 ore, 2 ore e mezza quasi di gioco oggi per combinare niente. Power regulator ottenuti 0. Colpa magari anche mia che ho sbagliato missioni o altre cose, però cosa dire? Boh. Ok, ma dicevamo che c'era un altro trucco, comunque mission board, vediamo. Tanto visto che siamo qua. Restore, prepare Nagapawa chemical product, travel, restore the power to the settlement, provide the power regulator. Accept mission. Vediamo se in chiusura siamo fortunati. Ok. Exit. Ah, non posso aprire il mio zaino nel porto. Ok. Comunque adesso dovrei avere un power regulator dentro in tuta. Vediamo se questa cosa è vera. Abbiamo fatto 2 ore di prove per il cacchio del niente. Note a tutti, grazie per il virus, sempre il numero 1. Grazie, anzi 101. Grazie Nemo, grazie. Ma attendi un secondo che faccio un'ultimissima prova. Virgi, per piacere, abbi pietà. Proviamo un'ultima cosa, vediamo se funziona. Se mi costa soldi non mi interessa. Ok. Adesso. Storage. Dovrei avere un power regulator da qualche parte. Eccolo qua. Power regulator da missione. Cosa succede però se io abbandono la missione? Mi prendo la multa, ma non me ne frega un cacchio, sta là. È vero! Quindi fondamentalmente un power regulator mi costa 100.000 cucuzze. Vabbè, chi se ne frega, vado a fare una missione da 2 milioni di trasporto passeggeri, me ne compro 20. Cioè... ok, vediamo se me lo accetta il ciccio panzo qua sopra. Cioè, 2 ore buttate la cippa del niente? Era Andrea che mi faceva presente prima questa cosa. Il buon vecchio ancora un turno di Civilization. Dai, non posso crederci che funziona questa cosa. Infatti non funzionerà, dai. Facciamo upgrade cell suite. Vediamo se è accettato il... sì. E cosa stiamo a romperci i coglioni? No, adesso lo dico, affancucco, è tardi e non ho più filtri. Ma cosa stiamo qua a romperci i coglioni a fare missioni? Scusate, no, non ci posso credere. Cioè, pago 100.000 cucuzze e ho il mio power regulator. Compriamoli per 100.000 cucuzze a sto punto. Chi se ne frega? Faccio una missione di trasporto passeggeri e ho tutte le cose che voglio. Support. Eccolo qua. Restore. Sì. Accept mission. Reactivation.
Ok, accept mission, accept mission. Tra l'altro vengono anche ricaricate. Ok. Via. Ok. Adesso ovviamente avrò un sacco di fines da pagare. 200.000 crediti addirittura su alcune. Non me ne frega un cazzo, stanno là, tanto sono già ricercato, chi se ne frega. Andiamo a vedere. Sì, sì. E 3 power regulator completamente validi. Ragazzi, 100.000 cucuzze. Problema risolto, power regulator ottenuto. 2 ore per cercarne uno. 5 minuti e 100.000 cucuzze. Ma chi ce lo fa fare? Ma chi ce lo fa fare? Va bene. E su queste scoperte, ragazzi, non fate le missioni, comprateli per 100.000 cucuzze facendo la missione e abbandonandola. Easy. Ci sono missioni di trasporto passeggeri che in 10 minuti vi danno 2-3 milioni. Cosa state a rompervi i maroni? Va bene, dai. Ok. Sì, approfittate perché non si sa quando toglieranno questa cosa, quindi se vi servono inguattateveli subito, pagate anche la multa, chi se ne frega, tanto i soldi li facciamo, paghiamo, è come comprarli per 100.000 cucuzze, fine, basta. Non impazziteci sopra. Questo va a chiudere la diretta di stasera. Va bene, dai ragazzi, grazie a tutti per aver seguito questa diretta lunghissima, davvero davvero grandiosi. E Virus 101 ormai è cotto, completamente cotto. Ho anche un po' di sete perché ho bisogno di reidratare le corde vocali. Ok, direi che ci siamo, abbiamo finalmente scoperto allo status attuale l'unico modo veramente giusto per fare i power regulator per gli upgrade. Fateli così e via. E domani vedrò dove fare gli ultimi materiali e comincerò con gli upgrade delle mie delle tute, delle armi e via. Mi serve un power regulator, 100.000 cucuzze, via. 2 secondi, fatto. Il tempo non ha prezzo. Bene, ragazzi, grazie a tutti. Sono davvero davvero stanco, immagino anche voi. Andiamo a farci una bella dormita, dai che domani è sabato e inizia il weekend. Quindi buon weekend a tutti, grazie ancora. Virus 101 vi saluta con il suo ormai caloroso, no, con il suo ormai consueto, sto proprio partendo per la tangente, consueto transmission out.